Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi, in questo martedì, avremo ospiti in studio Francesco Bussani, consigliere comunale a Muggia del Partito Democratico, e poi Giorgio Cecco, consigliere della quinta circoscrizione di Idea Giuliana. Quindi se vorrete parlare con i nostri ospiti o fare le vostre segnalazioni, come sempre potrete farlo chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail al nostro consueto indirizzo. Andiamo a vedere subito, prima della consueta rassegna stampa, le previsioni del tempo con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Allora diamo un'occhiata alla situazione generale. Una depressione atlantica interesserà l'Italia fra martedì e mercoledì, quindi sulla regione inizialmente affluiranno correnti umide e instabili da sud-ovest e successivamente da nord-est. Per oggi, martedì 7 maggio, cielo in prevalenza coperto, con probabili piogge intermittenti in genere moderate, abbondanti sulle prealpi, possibili rovesci e temporali sparsi, come vedete anche dalla grafica. Sulla costa al mattino soffierà vento moderato da sud-ovest, quota neve oltre i 2200 metri circa. Per quanto riguarda mercoledì 8 maggio, la giornata di domani, assistiamo a un lieve miglioramento sulla zona montana, ancora cielo variabile su pianura e costa, cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci temporali sparsi, specie sulla zona montana e pedemontana. In serata inizierà a soffiare bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, anche sostenuta nella notte. Così andiamo subito a giovedì 9 maggio, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, in giornata sarà possibile maggiore nuvolosità, specie sulla zona montana. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà ancora bora moderata, anche sostenuta al mattino a Trieste e sul Carso, quindi arriva la bora a spazzare il maltempo. Allora, queste le previsioni meteo secondo il sito dell'Osmer ARPA regionale. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola quest'oggi, a cominciare, come facciamo sempre, dal piccolo dell'edizione di Trieste, che mette in prima pagina il primato del Friuli Venezia Giulia per la formazione in oltre la metà delle aziende. Intelligenza artificiale e lavoro, report European House Ambrosetti, è la terza regione, la nostra, per laureati in discipline STEM, ma resta la difficoltà a reperire figure adeguate, quindi tra primati e ancora momenti di difficoltà. Vediamo qui la notizia dell'arrivo dei concerti di Ultimo e Pezzali, attesi in 45.000 al Rocco, già oltre 39.000 biglietti comprati per concerti di Ultimo e Max Pezzali, rispettivamente il 2 e il 9 giugno. Si prospetta in totale l'arrivo in città in quella settimana di oltre 45.000 persone. Il Comune ha definito dei punti per normare i rapporti tra organizzatori degli eventi e amministrazione. Vediamo anche la tragedia, ancora una tragedia, lo vedremo anche sulle altre prime pagine dei quotidiani nazionali. Sicilia, gas killer, 5 operai morti intossicati in una fogna. Poi ancora dal Friuli, mi ha venduto droga scadente, per questo l'ho ucciso, sarebbe questa la motivazione dell'omicidio efferato di cui vi abbiamo parlato anche noi nel telegiornale di domenica. Affitti brevi con il codice unico in regione, obbligo per 5.000 case. Poi ancora, sempre per le cronache invece di Trieste, elezioni comunali, Sgonico e Monrupino, depositate le liste. Manca ancora San Dorligo, scade alle 12 il termine per la presentazione di liste e candidature a sindaco nei comuni interessati da questa tornata elettorale. Rapinato con lo spray al peperoncino, non respiravo più, il racconto di una vittima di un furto. Poi ancora Ater, gli inquilini molesti rischiano di perdere il contratto d'affitto. Il contratto potrà essere resciso se l'inquilino sia condannato per danni o disturbo fatti dentro il proprio alloggio o condominio. Prima nave a idrogeno costruita dall'Authority per il porto di Trieste. Andremo a vedere anche questo. Poi per la cultura, Rea protagonista per Luttazzi. Lelio Luttazzi avrebbe spento 101 candeline per festeggiarlo. La Fondazione Teatro Verdi, con la Fondazione Luttazzi e il sostegno della Regione, ha organizzato un concerto omaggio Gershwin e Bernstein accanto a pagine jazz di varia provenienza. Giovedì in scena l'orchestra della Fondazione diretta da Pietro Mianiti e il pianista jazz Danilo Rea. Lubiana, il festival dei grandi nomi, anche qui andremo a vedere
un centinaio gli appuntamenti dal 20 giugno al 3 settembre. Allora andiamo a vedere le altre prime pagine prima di addentrarci nelle pagine appunto del Piccolo, nelle pagine interne. Andiamo a vedere la prima pagina della edizione di Gorizia e Monfalcone, sempre del Piccolo, dove si dà conto, qui vediamo l'immagine significativa delle trincee, sentieri e boschi protetti. Il Carso diventa parco europeo. Carso vuole farsi strada per andare dove? Semplice, per attraversare la storia, srotolare 27 km e mezzo di sentieri completamente da riqualificare, adattare a percorsi ciclopedonali, quanto nei secoli qui si è respirato e riprodotto. Questa è l'iniziativa. Poi vediamo da Grado a Turriaco, anche qui le prime liste di nomi in gara per le comunali, e il ministro sloveno Arcion propone un nome unico per Piazza Transalpina a Gorizia. Ancora San Canziana, via la guerra alle zanzare, ma rispettando gli orti, e le ali delle notizie moltiplica gli eventi, 280 ospiti e 85 incontri per il Festival del giornalismo e dell'informazione. Allora, anche in prima pagina, naturalmente anche sul Piccolo, l'abbiamo già visto anche nell'edizione di Trieste, Putin minaccia l'atomica ai confini con l'Ucraina, e poi Mattarella, la corsa alle armi sottrae risorse allo sviluppo. E andiamo quindi a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo il Corriere della Sera, 5 operai morti soffocati, lo vediamo appunto un po' in tutti i quotidiani. Palermo, erano senza maschere nel sottosuolo, un intervento affidato in subappalto, deceduti uno dopo l'altro nella rete fognaria, altri 2 intossicati, il Quirinale, un'altra strage inaccettabile, ha detto Mattarella, sono morti al lavoro in 5, sono morti uno dopo l'altro, forse nel tentativo di salvarsi perché amici e compagni della stessa squadra di fatiche. Sono rimasti intrappolati nelle fogne di Casteldaccia nel Palermitano, uccisi dalle esalazioni dell'idrogeno solforato. Uno di loro aveva 71 anni. Subito un patto per la sicurezza, il commento di Enrico Marro, poi ancora invece a Varese accoltella la ex moglie, poi uccide il suocero che voleva difenderla, arrestato un avvocato, era già indagato. È inutile il provvedimento di avvicinarsi a lei, l'avvocato di Varese specializzato in divorzi ha atteso la sua ex moglie fuori dallo studio del padre, un geologo, e l'ha aggredita con un coltello, le ha sfregiato il volto, ha colpito a morte il 71enne che si è frapposto fra i due per difendere la figlia. Una furia. Marco Manfrinati, 40 anni, poi arrestato dalla polizia. Lavinia Limido, 37 anni, subito operata in prognosi riservata. Lui in passato l'aveva picchiata spesso e doveva starle lontano. Matteo, 18 ore di blackout della polizia, l'arresto a Miami e le carte, poi ancora calcio e basket dal ministro no all'agenzia. Andiamo a vedere altri quotidiani, vediamo il Giornale, crolla il muro RAI, lo sciopero fa flop, si dà conto invece dello sciopero della RAI di ieri, rivoluzione Viale Mazzini, TG1 e TG2 in onda regolarmente, sconfitta storica per il sindacato. In primo piano anche Elly Schlein, allora andiamo a vedere Schlein sceglie Landini, epurata l'ala riformista. Andiamo a vedere il Repubblica. Eccola qui, strage di operai, 5 asfissiati dai gas, non è più tempo di parole, intrappolati in una fogna a Casteldaccia, i soccorsi non avevano le protezioni. Sciopero RAI contro la censura, ma TG1 e TG2 vanno in onda. Putin gioca con la bomba, anche qui questa notizia allarmante, minaccia all'Europa, il presidente russo ordina esercitazioni con armi nucleari al confine ucraino in risposta alle mosse occidentali. Macron vede Xi, uniti sulla crisi, governo diviso, Salvini vuole dialogare con Mosca ma Meloni prova a isolarlo. Medio Oriente, Hamas apre alla tregua, Israele frena e lancia raid su Rafah. Lecce Homo di Madrid, opera del
Merisi. Ora il mondo dell'arte ha un nuovo Caravaggio, il dipinto è stato attribuito al maestro del Seicento dopo 3 anni. Andiamo ancora a vedere Elly Schlein, lavoro e sanità, le vere emergenze, questa è la lettura invece di Repubblica. Vediamo il Sole 24 Ore, tregua a Gaza, da Hamas sia la proposta egiziana, Israele bombarda Rafah. Tel Aviv, solo un trucco, in fuga 100.000 palestinesi. Questo è il titolo dedicato appunto alla guerra in Medio Oriente del Sole 24 Ore. Poi ancora ex Silva, il governo dirotta 150 milioni dei progetti green alla gestione operativa, ancora via libera il decreto agricoltura, c'è l'accordo sul fotovoltaico. Andiamo a vedere La Stampa, la strage del lavoro insicuro, questo è il titolo della Stampa, tragedia nel Palermitano, il gas respirato era 10 volte il limite di guardia, una protezione li avrebbe salvati. 5 morti asfissiati in una fogna, non avevano la maschera, hanno cercato invano di aiutarsi a vicenda. Il ministro Ciriani, il premierato in aula non cambierà, si parla di riforme, e poi ancora giustizia, Nordio parte con il piede sbagliato. Rai sciopero a metà, il sindacato di destra dice abbiamo sconfitto il Fortino Rosso. Senza tregua, Hamas accetta la proposta egiziana ma Netanyahu continua a bombardare Rafah. Così gli USA hanno isolato Bibi, Putin patto olimpico sì, Macron. Ancora andiamo a vedere l'intervento di Augias, TV occupata, una deriva orbaniana, questa è l'opinione di Corrado Augias. Il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina, ecco qui, da bellicisti a paci finti per paura degli elettori, intanto Putin fa esercitazioni nucleari, travestimenti, così titola il Fatto Quotidiano quest'oggi. Ancora invece il Giornale, questo l'abbiamo già visto, andremo a vedere poi altri quotidiani. Allora, andiamo ora sul piccolo di Trieste per vedere le notizie di Casa Nostra e gli approfondimenti. Qui c'è un approfondimento proprio molto corposo sul Festival dell'Innovazione, del Cambiamento, scusate, lavoro e formazione Friuli Venezia Giulia in vetta, oltre un'azienda su 2 investe sul futuro degli addetti. La sfida dell'intelligenza artificiale impone di accelerare. Temi d'attualità, se ne è parlato ieri alla prima parte del Festival appunto del Cambiamento, l'abbiamo documentato anche noi con un servizio a cura del nostro Gianluca Paladin. C'era anche l'intervista del trend watcher Baccas che vede positivo: chi non innova sarà superato ma il benessere andrà crescendo. Quindi oltre un'azienda su 2 investe sul futuro degli addetti, la sfida dell'intelligenza artificiale impone però appunto di accelerare. La tecnologia in sé è sempre umanista, il tema vero è come utilizzarla. Ferraris, ordinario di filosofia a Torino, estende l'umano come la scrittura. Questi gli approfondimenti appunto all'interno del Festival del Cambiamento. Allora andiamo a vedere quello che è stato il nostro servizio. Le professioni e i mestieri del futuro, le implicazioni per l'Italia, il territorio della Venezia Giulia, lavori che stanno scomparendo ma che vanno rivalorizzati e i nuovi mestieri che verranno, a unire il tutto un filo conduttore, lo sviluppo, lo sfruttamento e il controllo dell'intelligenza artificiale. Si è aperta così la 2 giorni della terza edizione del Festival del Cambiamento, la prima parte della Kermesse dal titolo La grande onda del cambiamento nel mondo, nella società, nell'economia e nelle imprese è andata in scena al ridotto del Teatro Verdi di Trieste. Il tema è questo: ogni volta che c'è stata una rivoluzione tecnologica, industriale, di sistema, tutti quanti noi diciamo oddio, adesso arrivano le macchine, non lavoreranno più gli operai, avremo tanta disoccupazione e via via. È successo con l'avvento delle macchine delle industrie e via con i computer eccetera. Oggi noi abbiamo un'accelerazione, mentre una volta i tempi erano graduali, lenti, per cui uno aveva tempo di metabolizzare e continuare in avanti, oggi invece con l'intelligenza artificiale che ha preso ormai sopravvento su tutti noi,
Questo percorso è veloce, non siamo preparati. Abbiamo fatto un position paper che poi sarà illustrato dal professor Tavazzi dello studio Ambrosetti e dove si evince che siamo al quarto ultimo posto in Europa per preparazione di questo aspetto, per cui oggi il focus che prepariamo, che sarà relazionato da illustri relatori che studiano queste cose, perché il mix che abbiamo fatto oggi dei relatori, uno si chiederà ma cosa c'entra Mauro Giacca che si occupa di cuore, di ricerca, con altri personaggi che fanno tutt'altro, e invece è così, perché poi nel mondo dell'intelligenza artificiale, nel mondo delle professioni, sono più funzioni che servono al lato per raggiungere il quarto obiettivo e di conseguenza lo scopo nostro della Camera di Commercio di Venezia Giulia è dare una direzione alla politica che dovrà capire di fare nuove leggi, al mondo della formazione per ritarare la formazione universitaria e di liceale e degli istituti tecnici, e al mondo dell'impresa per ritarare le proprie aziende, e tutti questi avranno bisogno di nuove figure, perciò il dibattito penso sarà molto interessante. Queste appunto le parole del Presidente della Camera di Commercio Paoletti. Allora, fra poco ci collegheremo anche con la sala operativa della Polizia Locale, ma torniamo a leggere il giornale per approfondire anche questo dibattito, questa polemica. Onoriamo Almerigo come giornalista, camerata violento, non un modello. La contestazione invece si parla del premio dedicato appunto ad Almerigo Grills. La presentazione e le polemiche, ne abbiamo dato conto anche noi nella giornata di ieri, poi magari rivedremo anche i nostri servizi. Ecco, c'è anche appunto la presentazione. Allora vediamo subito quella presentazione appunto in regione da parte del collega e amico Fausto Biloslavo, ma anche dell'assessore Bini, del sindaco di Piazza e di altri giornalisti che fanno parte della giuria, tra cui Toni Capozzo e Giovanna Botteri. Allora rivediamo il nostro servizio. Ma dopo 37 anni siamo riusciti ad arrivare alla prima edizione del premio giornalistico, e sottolineo giornalistico, dedicato a Almerigo Grills, che è morto facendo questo lavoro il 19 maggio 1987 in Mozambico. Fausto Biloslavo sottolinea non a caso il carattere giornalistico e non politico del premio Almerigo Grills per sgomberare subito il campo dalle polemiche, come hanno fatto anche il presidente della giuria Toni Capozzo e la giurata Giovanna Botteri, entrambi in collegamento video, e come pure Gianmichele Lessin, collega e amico del primo reporter italiano ucciso in un conflitto nel secondo dopoguerra. Una delle regole ferree che ci siamo dati nel bando è che questo premio deve andare ai giovani, cioè ai giovani giornalisti, colleghi, fotografi, cineoperatori, videomaker che hanno meno di 40 anni, e siamo molto felici che ci sono state una trentina di candidature. In vista della premiazione finale che si terrà a Milano il 20 maggio, Trieste dedicherà a Grills una mostra in Camera di Commercio, un corso di formazione sul reportage di guerra e un talk show. Ma siamo qui per presentare gli eventi triestini, che saranno l'inaugurazione giovedì di una mostra multimediale all'ingresso della Camera di Commercio, Gli occhi della guerra, ma che saranno gli occhi di Almerigo, il viaggio di Almerigo, e poi il giorno dopo a Ridotto del Verdi alle 18:30 un dibattito sulle guerre che ci circondano e soprattutto sull'informazione e la disinformazione. Giovanna Botteri da Parigi ha anticipato che il premio speciale della giuria andrà al giornalista Rai Franco Di Mare, in omaggio alla sua carriera ma anche alla battaglia che sta combattendo contro il mesotelioma. E poi andiamo a vedere anche la polemica, sempre dal piccolo ma anche con il nostro servizio, associazioni come ANPI, CGIL, ACLI, ARCI, Articolo 21, Casa Internazionale delle Donne, Comitato Difesa Costituzione, ISREC, Friuli Venezia Giulia, solo per citarne qualcuna, figure del mondo della cultura e della società civile come il giornalista Paolo Rumiz, esponenti politici come la segretaria del PD di Trieste Maria Luisa Paglia, consiglieri regionali Maria Rosaria Capozzi, Furio
Arturio Onsel, Giulia Massolino, Massimo Moretuzzo, Serena Pellegrino, consiglieri comunali Stefan Ciocc, Giorgia Cacovic, Riccardo Laterza, Kevin Nicolini, Valentina Repini, Alessandra Richetti e anche circoscrizionali, insomma tutti per dire no al premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grills per ragioni che sono state spiegate in particolare da Pierpaolo Brovedani, uno dei promotori proprio dell'appello contro il premio Grills, presidente della sezione CGIL Ampi. Allora andiamo a vedere il nostro servizio. 12 associazioni, diversi esponenti politici, semplici cittadini dicono no al premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grills, coloro che si riconoscono in Trieste democratica e antifascista e che hanno firmato una petizione per chiedere alla Regione di togliere il suo patrocinio al premio. Alla conferenza nella sede del Circolo della Stampa hanno illustrato le motivazioni della contrarietà, annunciando un presidio in Piazza della Borsa per giovedì 9 maggio, in concomitanza con l'inaugurazione della mostra dedicata a Grills. Primo, non è vero che è stato dimenticato, perché gli hanno dedicato già nel 2000 una via, 2 mostre e adesso gli stanno facendo un film e in più c'è questo premio. Secondo, fino all'altro anno in via Paduina presente Scocimaro è stato ricordato il Grills politico, il Grills militante del fronte della gioventù e anche in passato di Avanguardia Nazionale, che non ha mai sconfessato. Terzo, veniamo accusati di censurare Grills, ma noi anzi non lo censuriamo, abbiamo diffuso un suo scritto pochissimi anni prima della sua morte di agghiacciante esaltazione di Mussolini. E per questi motivi noi pensiamo non che non vada rispettata la morte di una persona, ma che assolutamente è inadeguato l'attribuzione ad Almerigo Grills come premio giornalistico. Respinge le polemiche Fabio Scoccimarro di Fratelli d'Italia, amico di Almerigo Grills. Ma Almerigo era molto di più, era un grande giornalista, ha fatto reportage in tutto il mondo e è stato pubblicato dai grandi media di tutto il mondo. Pensate che quando era nelle Filippine i guerriglieri comunisti lo chiamavano compagno Almerigo, quindi era una persona di amplissime vedute, quindi quanto mai fuori tempo massimo queste polemiche che fanno male anche perché appoggiate dalla Federazione della Stampa, che dovrebbe essere pluralista, andare a vedere soltanto l'appartenenza politica di Almerigo, che era un uomo di destra, della destra parlamentare, ricordo, e non extraparlamentare come tanti giornalisti importanti di oggi, molto stimati, Paolo Mieli, uno su tanti, ma penso a Toni Capozzi. Almerigo è stato il primo caduto per l'informazione italiana del dopoguerra, quindi onoriamo la figura di questo grande giornalista. Allora, ora invece ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi, buongiorno. Buongiorno Buccarella, a lei e tutti i telespettatori. Buongiorno, allora qual è la situazione, commissario, della giornata di oggi e quali sono le segnalazioni? Ma diciamo, intanto per quanto riguarda la notte appena trascorsa non abbiamo avuto nessun accadimento particolare, incidenti o quant'altro da segnalare. La notte è andata via abbastanza tranquillamente, solamente interventi di routine da parte delle nostre pattuglie. Per quanto riguarda la giornata odierna, come sapranno tutti, lo possono vedere, è prevista pioggia, perciò come sempre predico particolare attenzione alla guida, soprattutto nei mezzi a 2 ruote. Il traffico al momento, da quanto posso vedere nelle telecamere, è tranquillo, si intensificherà sicuramente con l'andamento della giornata, anche se non abbiamo grossi punte di traffico, tranne nelle ore di punta. Da segnalare niente di particolare in merito a eventuali occupazioni carreggiate da parte di cortei o da altre manifestazioni. Ci sono vari lavori sulle sedi stradali in tutto il territorio. Predico come sempre solo l'attenzione ai divieti temporanei, leggere magari sul retro le condizioni, diciamo, le durate e gli orari. Per il resto, ripeto, le pattuglie stanno iniziando, non abbiamo al momento interventi in attesa o in atto, se ci fosse qualcosa di pregnante vi avviseremo. Va bene, grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie, altrettanto.
Grazie, noi andiamo avanti e vediamo ancora il giornale e c'è la notizia, questo resoconto fatto da DONC e Medici Senza Frontiere, cure e mediatori culturali in aiuto ai migranti che arrivano in Friuli Venezia Giulia, le associazioni di volontariato sulle criticità del sistema d'accoglienza in regione, i dati sull'operato fra il 22 e il 23 e qui vediamo la foto emblematica del Silos e poi qui sopra invece il CPR di Gradisca di Sonzo. Il medico Bardari dice pazienti giovani la cui salute è minata dalle asprezze del viaggio sulla rotta. Padre Lamanna della Caritas, sapere che c'è chi aiuta il prossimo seriamente aiuta ad aprire gli occhi. Prodi a Gorizia per il 20ennale dell'ingresso sloveno in Europa. Domani parteciperà alla presentazione del libro di Demetrio Volčić, giovedì a Nova Gorica per i festeggiamenti col presidente Golob, quindi domani Romano Prodi, che qui vediamo in un'immagine d'archivio, sarà a Gorizia domani sera alle 18:30, prevista una presentazione del libro postumo di Demetrio Volčić. Torniamo sul caso dell'omicidio a Bicinicco. Juric mi ha venduto la droga scadente, per questo l'ho ucciso, così ha spiegato l'omicidio Silvia Comello, 42 anni, di Reana del Roiale, accusata di omicidio volontario. Prima di essere portata in carcere ha chiesto che qualcuno badasse ai suoi cani. L'ex compagna della vittima parla, la testimonianza era speciale, gli volevo ancora molto bene, già da Cepile insieme all'ex compagno Stefano Juric, ha la voce rotta dall'emozione quando ricorda l'ex compagno in questa intervista di Elisa Michellut sul Piccolo. Gli imprenditori croati, investire negli alberghi, e siamo in Istria, l'associazione dei datori di lavoro chiede interventi per avvicinare il numero di strutture a quello di altri paesi e incrementare così la spesa media dei turisti. Ci si prepara insomma alla stagione turistica. Qui vediamo anche una veduta di Parenzo in un'immagine dall'alto. Poi fra Slovenia e Croazia, progetto europeo Salva Linci, nati 53 esemplari dal 2019. Andiamo subito alle pagine della cronaca triestina per vedere appunto le notizie della città molto rapidamente. Eccole qui, si parla, come abbiamo già visto in prima pagina, dei concerti, dei grandi concerti che ci attendono a inizio giugno. Ultimo e Pezzali allo Stadio Rocco, attesi in 45.000 per 2 concerti. Qui vediamo un'immagine. Vediamo ultimo all'anagrafe Niccolò Morriconi, si esibirà allo Stadio Nereo Rocco il 2 giugno prossimo dalle 21, quella triestina sarà la data zero del tour e poi il 9 giugno tournée e prima la musica di Max Pezzali farà ballare e cantare a squarciagola il pubblico dello Stadio Rocco il 9 giugno sempre dalle 21. Già acquistati complessivamente 39.000 biglietti, i paletti sul manto erboso dopo il caso Maneskin. La delibera comunale stanzia 315.000 euro per gli eventi della Friuli Venezia Giulia Live che a proprie spese dovrà garantire il ripristino dell'impianto. Sono già oltre 30.000 i biglietti acquistati per assistere ai concerti di Ultimo e Max Pezzali, in calendario rispettivamente il 2 e 9 giugno, calcolando che manca ancora un mese agli appuntamenti, si prospetta l'arrivo in città in quella settimana di oltre 45.000 persone, più della metà dei ticket sono stati acquistati da donne, molti anche da altre regioni e dall'estero. L'assessore Rossi, mai più degli eventi lì, ora sotto con Piazza dell'Unità. L'assessore, scottato dalle polemiche, ammette la sottovalutazione, ma questa scelta è preceduta dall'atto transattivo con la Triestina. E per ampliare la capienza di spettatori è già allo studio l'idea di far sistemare il palco sulle rive verso la Scala Reale. Questa è l'idea insomma dell'assessore Rossi. Io allo Stadio Rocco non porterò più concerti, faremo invece
delle valutazioni su Piazza dell'Unità. L'assessore al turismo Giorgio Rossi è rimasto scottato dalle polemiche e dalle oggettive difficoltà emerse dalla sistemazione del manto erboso post concerto dei Maneskin con le successive proteste dei tifosi per la sovrapposizione tra date musicali e impegni sportivi della Triestina. Ancora una notizia: rapinato con spray al peperoncino, mi bruciava tutto, non respiravo, il racconto della vittima, le spruzzate dirette agli occhi e alla gola per non aver mollato il borsello, la zona sulle rive dove è venuta la rapina usando anche spray al peperoncino. Ieri invece siamo tornati sulla questione di Piazza Perugino anche per i controlli che sono stati fatti dalla polizia locale. Allora rivediamo insieme il nostro servizio, anche perché torneremo a parlare di quella zona in particolare con il consigliere della quinta circoscrizione, appunto sotto la quale ricade proprio la zona di Piazza Perugino, Giorgio Cecco, nella seconda parte della nostra trasmissione. Allora intanto vediamo il servizio. Una task force interforze per i controlli potenziati in tutte le piazze cittadine, in periferia come in centro città. Le immagini che vediamo si riferiscono a un controllo dei carabinieri nella serata di ieri nella solita Piazza Perugino. Torce alla mano, i militari dell'Arma cercavano tra le siepi coltelli, martelli e altri oggetti atti a offendere, oltre che della droga nascosta. Lì i soliti individui, stranieri tra cui dei minorenni, che non si aspettavano il blitz dei carabinieri. Nuovi controlli questa mattina, sul posto la polizia locale, i cui agenti con l'utilizzo del metal detector cercavano oggetti contundenti usati come arma per intimorire le vittime prima di rapinarle. Agenti alla ricerca anche di bombolette spray al peperoncino. La sequenza di rapine, furti e violenze a Trieste ha fatto alzare il livello d'allarme, dunque il giro di vite delle forze dell'ordine che stanno indagando sui tanti episodi di cronaca dell'ultimo periodo. Pare che alcuni rapinatori, prima di colpire, siano soliti recuperare le armi improvvisate precedentemente nascoste nei punti ciechi delle vie e delle piazze di Trieste. La banda dello spray, secondo indiscrezioni sarebbero minorenni dell'Est Europa, nelle 2 settimane passate ha imperversato nella zona di San Giovanni e in quella di San Sabba. Almeno 3 le rapine messe a segno con l'uso dello spray al peperoncino. Le vittime, tutti ragazzi minorenni, erano stati costretti a consegnare giubbotti, portafogli, cellulari e altri oggetti. Venerdì scorso sulle rive 2 giovani stranieri si aggiravano armati di coltello e martello, minacciando i passanti. Anche in quel caso hanno portato via giubbotti, soldi e telefonini ai malcapitati. Uno dei 2 aggressori, un tunisino maggiorenne, è già stato arrestato. Il complice, minorenne kosovaro, è stato denunciato. Poi la sera dopo la rapina ai danni di un 25enne, sempre sulle rive. Un tentativo di scippo, ma la vittima ha reagito e allora per scappare indisturbato l'aggressore gli ha spruzzato lo spray al peperoncino in viso. I 2 casi di venerdì e sabato sera sono slegati da quelli attribuiti alla banda dello spray, ma il contesto è sempre lo stesso: disagio e criminalità giovanile che raccontano una Trieste sempre più violenta. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Torniamo con la nostra rassegna stampa a leggere il giornale Il Piccolo, in particolare nell'edizione di Trieste, poi vedremo anche un po' quella di Monfalcone e Gorizia. Allora, si parla dello sciopero del 9 maggio, senz'altro personale a rischio la rete dei CSM. L'hanno annunciato ieri i sindacati FIALS e CGIL. C'è anche l'appello di uno dei familiari delle persone fragili che chiedono risposte e servizi adeguati. L'appello di Cossi, parente di un utente, portavoce dell'associazione Noi Insieme. Ma rivediamo il nostro servizio relativo proprio alla presentazione dello sciopero di giovedì per 2 ore dalle 8 alle 10. Hanno parlato Francesca Fratianni della CGIL e Fabio Potocnik della FIALS. Vediamo. Sciopero del personale del centro di salute mentale di via Gambini in stato d'agitazione per il ripristino del servizio sulle 24 ore. I sindacati FIALS e CGIL ne chiedono la riattivazione anche attraverso un numero adeguato di assunzioni, in particolare nel comparto infermieristico, che non preveda la mera copertura del turnover. Abbiamo indetto lo sciopero per il personale di via Gambini, che è da 3 anni che attende la riapertura del servizio sulle 24 ore.
abbiamo avuto anche un incontro con i familiari degli utenti dove sostengono che c'è bisogno di questa attivazione sulle 24 ore per dare una continuità assistenziale agli utenti che gravitano attorno al CSM di Via Gambini, che sono circa 800 persone. Nella giornata di giovedì 9 maggio è dunque proclamato lo sciopero del personale di Asugi del servizio CSM di Via Gambini della durata di 2 ore. In assenza di risposte l'agitazione potrebbe continuare. Le ragioni dello sciopero sono perché il centro di Via Gambini non è aperto sull'H24, quindi creano pazienti di serie A e pazienti di serie B. Queste sono le prime 2 ore di sciopero perché il mandato degli operatori è chiaro e se non avremo risposta e non si prenderanno provvedimenti a riguardo si andrà avanti. Allora torniamo a leggere il giornale, andiamo a vedere che in Friuli si è ricordato il terremoto del 76, i morti del terremoto e quel 6 maggio 76, il dovere di mantenere viva la memoria, il monito di Monsignor Costante durante la cerimonia a Gemona con l'arcivescovo Lamba nel 48esimo anniversario della tragedia in Friuli. Vediamo la ricorrenza, il sisma e la rinnovata identità della regione. Ancora per l'economia, affitti brevi, c'è il codice unico, in Friuli Venezia Giulia obbligo per 5.000 case, gli effetti a nord-est e l'introduzione a settembre della banca dati nazionale, i gestori troppo presto, sarebbe meglio partire da gennaio, insomma non si sentono ancora pronti. Poi ancora Trieste Airport supera il 1 milione di passeggeri, ok al bilancio 2023, la D Consalvo dice crescita strutturale, sono oltre 500.000 i viaggiatori che hanno utilizzato il polo intermodale. Ieri a questa presentazione del bilancio 2023 che chiude con un utile di 2,3 milioni di euro c'era anche il nostro Bernardo Gulotta che ha realizzato un servizio. Rivediamolo insieme. Il Trieste Airport ha approvato il bilancio d'esercizio 2023. L'anno scorso ha segnato una significativa crescita dei volumi di traffico e degli investimenti, oltre a un aumento dei risultati economici e finanziari. Un bilancio che racconta di un traffico che sfiora il 1 milione di passeggeri, più 33,5% sul 2022, 24 milioni di euro come valore di produzione, con 3,2 milioni di euro di utile. Forte anche la spinta agli investimenti, 11,8 milioni per infrastrutture di volo, con l'esecuzione dei lavori di rifacimento di una parte dei piazzali di sosta degli aeromobili, la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico e la completa trasformazione del parco mezzi aeroportuali, con l'acquisto di nuovi veicoli elettrici in sostituzione di quelli termici. Questo grazie alla lungimiranza dell'amministrazione regionale che ha saputo cogliere il valore della partnership con il socio privato per appunto l'assetto societario e anche perché il Consiglio di amministrazione, il suo presidente e l'amministratore delegato di aeroporto, che ringrazio per il grande lavoro e la professionalità, hanno sempre saputo cogliere delle sfide importanti. Penso all'impianto fotovoltaico che mira all'autosufficienza energetica dello scalo e penso anche all'irrobustimento di tutte le tratte che oggi appunto salgono a 22. In forte crescita il polo intermodale con sempre più passeggeri che raggiungono il Trieste Airport in treno e in bus. Siamo molto contenti del funzionamento del polo intermodale, ha migliorato l'accessibilità dello scalo, oggi quasi il 40% della nostra utenza viene in aeroporto utilizzando il mezzo pubblico, più del 30% con il treno. Sostenibilità e innovazione, ulteriori parole d'ordine dell'operatività dell'aeroporto. Ma spostandosi verso poi l'attrattività sono le destinazioni che aumentando fanno crescere la portata dello scalo regionale. È il caso dell'attivazione recente delle tratte verso Berlino, Budapest, Cracovia, Siviglia, Parigi, Brindisi e Olbia. Questo è un aeroporto che ha avuto un numero di collegamenti storicamente abbastanza bassi. Questa crescita è fondamentale per la connettività a questa regione e per lo sviluppo economico di questa regione. L'effetto dell'incoming turistico sulla regione è notevole, gli arrivi dei turisti da altri paesi, soprattutto paesi abbastanza lontani, con 4 giorni medi in cui stanno in Friuli Venezia Giulia, porta tanti soldi e tanti benefici economici.
Allora, torniamo alla lettura del giornale, andiamo nell'edizione di Gorizia dove si parla della piazzale della Transalpina verso la capitale europea della cultura, un nome unico per la Transalpina, la sfida lanciata dal ministro sloveno Arčon. Turel d'accordo con l'esponente, il sindaco d'accordo con l'esponente del governo sloveno, Ziberna, le due denominazioni rendono unica la piazza. L'area sarà pronta per il 2025, cronoprogramma rispettato, concluse sul lato italiano le opere relative alla posa dei sottoservizi, previste fontane ai lati del decoro centrale, l'appalto è di 2,9 milioni. Humar, non si è mai parlato così tanto di questa zona, la sottosegretaria dice aveva collaborato alla stesura del Bid Book, Go 2025 chiude le ferite legate alla storia del XX secolo. Compiuti qui i primi passi verso l'integrazione europea, dice il vice premier della Slovenia, che ricorda la cerimonia di 20 anni fa e la candidatura congiunta presentate nel 2017 insieme all'ex sindaco Romoli. Piazze nuove ma già a pezzi, invece ci si occupa di questo a Gorizia, in caso in consiglio si incalza dall'opposizione, si incalza la giunta, l'assessore risponde la pietra d'Aurisina è inadatta. Nel 2029 i licei Zlataper prenderanno casa al campus che si sta costruendo appunto a Gorizia. Andiamo alla pagina di Monfalcone dove si parla di questo parco europeo del Carso con 25 km di percorsi, progetto complessivo da 8 milioni tarato su 5 comuni, una cabina di regia per gestire i piani, tempi stretti, entro il 7 giugno la documentazione e cronoprogrammi vanno presentati all'EDR, all'ex provincia. Allora andiamo invece ora sul piccolo di Trieste per vedere che c'è una nuova norma a livello regionale, secondo un emendamento presentato da Fratelli d'Italia, gli inquilini molesti dell'Ater potranno perdere il contratto. Stretta il regolamento sulle case popolari, possibile la revoca dell'alloggio per danneggiamento o disturbo alla quiete. Fratelli d'Italia dice rispetto delle regole o fuori. Ne abbiamo parlato anche noi con un nostro servizio ieri seguendo la conferenza stampa appunto di Claudio Giacomelli e Nicole Matteoni appunto di Fratelli d'Italia nella sede di via Rismondo. Allora rivediamo insieme il servizio. Garantire le norme di comportamento dei beneficiari di alloggi Ater è lo scopo dell'emendamento aggiuntivo inserito nella Omnibus regionale su proposta del consigliere Giacomelli di Fratelli d'Italia, che prevede in caso di condanna per danneggiamenti o disturbo della quiete del contratto dell'inquilino responsabile dei comportamenti scorretti. È legge. Noi riteniamo che chi vive in una casa Ater abbia diritto di vivere in un ambiente decoroso e di poter vivere nella quiete, di poter vivere in serenità. Abbiamo ricevuto troppe segnalazioni, abbiamo visto anche, grazie a un lavoro interno all'Ater, che ci sono troppi casi sia di danneggiamenti alle parti comuni, e non è un bel vivere, sia una serie di casi di molestie e disturbo alla quiete delle persone. E adesso con questa norma di Fratelli d'Italia chi viene condannato in via definitiva o anche patteggia per i danneggiamenti sugli immobili Ater, parti comuni, o chi viene condannato o anche patteggia per il disturbo alla quiete delle persone, per legge decadrà dal contratto e se ne va. L'idea della norma è nata dalle tante segnalazioni di danni, schiamazzi, degrado negli appartamenti e liti per i parcheggi e gli spazi comuni ricevute dallo sportello del cittadino di Fratelli d'Italia in via Rismondo. La deputata Matteoni ha fornito alcuni dati sull'entità del fenomeno. Il 40% dei contratti stipulati a Trieste, i contratti di affitto, sono appunto con le Ater. Da lì abbiamo iniziato grazie appunto allo sportello, a lavorare su questo tipo di segnalazione e abbiamo chiesto i dati tecnici. È stato rilevato che ci sono ben 322 segnalazioni di violazione dei regolamenti Ater che vanno dalle quiete pubbliche alle violazioni delle disposizioni per la condivisione delle parti comuni, quelle dei parcheggi e via discorrendo. Quindi una situazione critica su cui noi come Fratelli d'Italia abbiamo deciso di intervenire.
Allora, torniamo a leggere i giornali, torniamo sul Corriere della Sera per vedere le notizie terribili che arrivano dal Palermitano. Soffocati nella rete fognaria, erano senza le maschere. Palermo, 5 operai morti per le esalazioni, un altro in condizioni gravissime, era un lavoro in subappalto. Qui vediamo anche la foto dei soccorsi. Quando siamo arrivati abbiamo subito capito, li tiravamo fuori di lì, nessuno di loro era vivo. Questa è la testimonianza, insomma, di un soccorritore, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Qui vediamo la mappa, insomma, del sistema fognario dove sono morti questi 5 operai, così hanno perso i sensi nel tentativo di aiutarsi. Laggiù era pieno di gas, in fondo alla scala la concentrazione era 10 volte oltre il consentito. Un operaio è gravissimo in ospedale. L'idrogeno solforato, l'effetto cianuro, paralisi respiratoria immediata. Vediamo il dolore delle famiglie, le vite spezzate, sono morti per poco le briciole degli appalti, dicono con amarezza Epifanio, il veterano che aveva 71 anni, Giuseppe 28 anni e 2 figli. L'accusa dei sindacati, alcuni di loro erano sottoinquadrati rispetto alle mansioni svolte. Ci sono anche Ignazio Giordano di 59 anni, operaio esperto, e appunto il papà di 2 bambine, Giuseppe La Barbera di 28 anni. Allora andiamo ancora avanti, aumentano le norme ma i controlli sono pochi, caporalato e subappalti, la lotta resta impari. L'analisi sempre del Corriere della Sera, il testo unico varato nel 2008 è avanzato ma non del tutto applicato. Sempre sul Corriere si parla invece del Medio Oriente in fiamme. Hamas accetta il cessate il fuoco, Israele un piano mai visto. La proposta d'Egitto e Qatar, parte l'attacco a Rafah, ordine di evacuazione, poi i primi raid. Ancora Mattarella all'ONU, sia al multilateralismo, la corsa alle armi divora enormi risorse. Oggi parlerà all'Assemblea l'incontro con gli italiani. Questo è l'intervento del Presidente della Repubblica. L'ordine di Putin, esercitazioni nucleari, gli USA sconsiderato la mossa prima dell'insediamento. Kiev ai leader dell'Occidente, non andate. Chiede appunto l'Ucraina. Poi ancora vediamo ancora Putin, minacce tra retorica e realtà, il commento, l'annuncio dello zar alimenta la propaganda ma è segno anche di debolezza, così si fa questa analisi. Qui vediamo invece altri protagonisti, Macron e Xi Jinping. Xi da Macron, dialogo e scintille, il capo dell'Eliseo, più sforzi per fermare la guerra, la risposta non infangateci, disaccordo sul commercio. Un incontro sicuramente non facile. Quei 3 messaggi, un velo di charme, così Pechino punta a dividere l'Europa. La Cina vuole mostrare agli USA di non essere isolata. Ancora sempre continuiamo sul Corriere della Sera, sciopero Rai in onda 2 TG su 3, ira del PD, Fratelli d'Italia, ora c'è pluralismo. Lusigrai, con noi 75% dei giornalisti, Bortone e Ranucci, i volti della protesta. E poi il video col brano Paprika, Gali ironizza sui social, puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai, canta Gali in un video pubblicato su Instagram proprio nel giorno dello sciopero dei giornalisti del servizio televisivo pubblico, e il video anticipa il nuovo brano Paprika. È in gioco la libertà, loro tutti i quadri, dice Macheda dell'Usigrai, e Palese dell'Unirai, invece ci hanno ignorati, il vento però è cambiato. Allora torniamo ancora invece sul piccolo di Trieste, per vedere che la prima nave a idrogeno arriva al porto di Trieste, stoccaggio in 3 serbatoi, l'imbarcazione da 10 metri sarà costruita dall'Authority anche con fondi del PNRR, verrà usata per attività di monitoraggio ambientale, rappresentanza e security. Il centro congressi TCC approva con i 63 soci l'aumento di capitale per quanto riguarda Trieste Convention Center, e poi manifestazioni sportive in golfo, le nuove regole della Capitaneria, l'ordinanza in vigore dal 15 maggio, sicuramente interessa molte persone la nuova ordinanza e le nuove regole per le manifestazioni dello sport nel golfo.
Sottostazione in Porto Vecchio, gli spazi per OGS e Italia Nostra, all'istituzione scientifica abbinata a FIT il pian terreno per il laboratorio sulla sostenibilità quantitativa, all'associazione ambientalista invece il seminterrato, la delibera comunale. Qui vediamo una foto della sottostazione elettrica all'interno del Porto Vecchio. La riqualificazione Colle di San Giusto, progetto allo studio di Costa e Maitan, la riqualificazione del Colle di San Giusto, fiducia confermata allo studio di questi architetti con sede a Portogruaro per l'intera progettazione tecnico-economica esecutiva, nonché per la direzione dei lavori con onorario, oneri previdenziali IVA, sono quasi 95.000 euro, riprenderanno e aggiorneranno quello che già fatto a livello di fattibilità con il voto favorevole della Giunta espresso nell'aprile 2023. A loro disposizione una cifra di 1,8 milioni, in gran parte erogata dalla Regione per 300.000 euro dall'imposta di soggiorno. L'intervento riguarderà la risistemazione viaria, il riposizionamento dei chioschi e il restauro anche della Labarda. Convegno di pneumologia, confronto 600 esperti su tecniche e innovazione, l'avvio nel pomeriggio di ieri all'Hotel Savoia, qui la presentazione delle iniziative di Pneumo Trieste con Marco Confalonieri e Tiziana Benussi, nuove classi di antibiotici, proteine, laser tra i temi che saranno sviluppati. Confalonieri, decisivo il ruolo della ricerca scientifica. Ancora vediamo le elezioni comunali, se ne parla anche qui in provincia di Trieste. San Dorligo della Valle, Monrupino e Sgonico, sfida aperta tra i sindaci. In Carso, strappo della Slovenska Skupnost nel centro-sinistra. A Dolina l'unità fa i conti con i Verdi più un centrodestra unito. Qui vediamo appunto Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati nelle tre realtà con una lista, mentre l'appoggio a Massi non solo con Gombac ma anche la novità di Uniti di Compare. Quindi scade oggi a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste e delle candidature a sindaco nei tre comuni di San Dorligo della Valle, Sgonico e Monrupino, i cui elettori l'8 e 9 giugno, quindi fra un mese esatto, in parallelo col voto per le europee, saranno chiamati a votare anche per il rinnovo dei consigli comunali. A Sgonico 1981 abitanti, a Monrupino 842, la situazione è già definita, quindi ci sono per quanto concerne il centro-sinistra da un lato le sindache uscenti Monica Hrovatin a Sgonico e Tania Cosmina a Monrupino che corrono per confermare le politiche attuate negli ultimi anni, e poi dall'altro ci sono le candidature sempre in centrosinistra dell'ex sindaco assessore Mirko Sardoz a Sgonico e di Martina Scabar, che negli ultimi 5 anni ha guidato l'opposizione in consiglio comunale a Monrupino. In entrambi i casi capofila delle forze che sostengono i due sfidanti e la Slovenska Skupnost. A Monrupino, alla presentazione della candidatura di Scabar, qui ci fa sapere appunto Ugo Salvini, che propone lo stesso duello con l'attuale sindaca Tania Cosmina, che caratterizzò la campagna elettorale sotto la Rocca 5 anni fa. Si sono presentati Cittadini più Europa, Alleanza Verdi e Sinistra e Socialisti. A Sgonico si parla da tempo ormai di lotta fratricida, anche con l'assessore, già assessore appunto della giunta di cui era a capo Mirko Sardoz, Monica Hrovatin. Allora, a San Dorligo della Valle invece il quadro sembra essere già definito e più variegato. 4 i candidati sindaco già depositati: Giorgio Marchesic della Federazione del Territorio Libero di Trieste, Roberto Massi del centrodestra lista Gomba, c'è la novità di Uniti e di Alessandro Compare, Alessandro Coretti, Slovenska Skupnost, Rifondazione, Patto per Dolina e Partito Democratico, Roberto Drosina, Verdi e Territorio Ambiente. Questa è la situazione appunto per quanto riguarda i candidati sindaci di questi 3 comuni. Non abbiamo parlato, così leggendo molto velocemente, anche dei candidati di centrodestra, naturalmente a Monrupino Fabio Tognoni, mentre Chiara Puntar a Sgonico, corre a Sgonico, quindi 3 candidati per ogni comune. 4 ce ne saranno invece, ma lo sapremo con certezza
oggi a mezzogiorno a San D'Orligo della Valle. Allora, queste le notizie per quanto riguarda i comuni, ma andiamo a Muggia, di cui poi avremo un esponente fra pochissimo in studio con noi, Francesco Bussani dell'opposizione in Consiglio Comunale a Muggia. Muggia si prepara all'estate, bagni al via il 1° giugno, tra poco meno di un mese la partenza ufficiale, ma c'è chi mira ad anticipare. A punta sottile corsa contro il tempo per rifare la piattaforma dopo le mareggiate, quindi a Muggia cominciano a scaldarsi i motori per partire con una stagione balneare che si preannuncia soddisfacente, tenuto conto anche del trend di crescita turistica della cittadina. Ufficialmente la stagione partirà il 1° giugno, ma le possibilità che si parta prima in ordine sparso non mancano. Lo riferisce Marco Salviato, titolare del San Rocco Beach Resort. Ufficialmente l'apertura, appunto, dice è prevista per il 1° giugno, ma ci sono anche già delle anticipazioni. L'abbiamo intervistato anche noi nella giornata di domenica, Marco Salviato. Allora, poi ancora Boa Beach, tutto pronto ad acquario, collegamenti via mare, chioschi e aree relax, tutto pronto per affrontare al meglio la stagione dei tuffi e della tintarella. Anche ad acquario il parco balneare è diventato in poco tempo il posto più gettonato e apprezzato dai bagnanti, specialmente giovani e giovanissimi dell'intera costa muggesana. C'è anche la notizia di un cantiere irregolare ad Aurisina, multa di 60.000 euro alle ditte, l'operazione dei carabinieri a tutela del lavoro supportati dal nucleo ispettorato del lavoro di Trieste hanno scoperto appunto un cantiere irregolare in quel di Aurisina. Ancora vediamo il riconoscimento, il municipio il sigillo trecentesco a Pilotto per la storia insegnata alle giovani generazioni. Questa è la foto appunto del conferimento da parte del sindaco Roberto Di Piazza. Allora, ancora abbiamo il tempo per dare un'occhiata molto veloce alla pagina della cultura, l'anniversario Luttazzi per sempre Mulo Matto, il pianista Danilo Rea, giovedì protagonista al Verdi di Trieste del concerto 100 anni di genialità con l'orchestra del teatro diretta da Pietro Mianiti. E poi ancora sempre sulle pagine della cultura Ariella Reggio e Alcina, ruolo incredibile alla mia età, dice l'attrice, oggi in scena l'Orlando Furioso tratto dall'Ariosto del Teatro Nazionale Ivan Zaid, dramma italiano di Fiume diretto dal regista Sequeira. Poi ancora vediamo Algeric, Meta, Chailly, Tosca dal cast stellare, l'Etoile Zarova in Chanel. Grandi nomi del Festival di Lubiana, il via il 20 giugno, attesa anche per Pappano e per il pianista Bruce Liu. Qui c'è tutto il programma appunto del Festival di Lubiana che accompagnerà l'estate musicale e non solo, anche artistica della capitale slovena. Allora, ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria. Ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta, diamo subito il buongiorno a Francesco Bussani, consigliere comunale a Muggia del Partito Democratico. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere qui. Allora, ieri abbiamo avuto ospite il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. So che ci sono alcune cose che magari vorrebbe replicare Francesco Bussani su varie dichiarazioni, insomma, del sindaco, forse a partire anche dalla galleria, no? Dalla questione galleria, che è stata molto, molto dibattuta in questo periodo da maggioranza e opposizione, l'allargamento della galleria e questa famosa opzione zero. Allora, che cosa vuole replicare al sindaco Polidori? No, io quel che posso replicare al sindaco Polidori è che in qualche modo, come abbiamo imparato a capire un po' il suo modo di operare in generale, dice le cose a metà, o meglio, dice le cose come gli fa comodo dirle per portare avanti poi i suoi ragionamenti.
E ieri gli è stato chiesto qual è questa opzione zero che è stata portata in consiglio comunale. Lui ha fatto anche dell'ironia rispetto a questa idea, l'idea che tra l'altro non arrivava neanche dal Partito Democratico ma a parte del Comitato Noghere, era semplicemente quella di dire vabbè, visto che il problema di base della galleria di Muggia, perché io capisco che adesso le cose possano essere poi infiocchettate, ma il problema è uno, il fatto che nella galleria ci sia l'obbligo del doppio senso di marcia per il passaggio di bus, camion pesanti e altro. Finito. Se non ci fosse quel problema lì, il traffico scorrerebbe regolarmente, senza nessuna difficoltà. Il Comitato Noghere cosa ha proposto? Semplicemente di fare una sperimentazione, e cioè azzeriamo tutto, proviamo a togliere il semaforo, che è la causa delle code e dei rallentamenti sul traffico, e chiediamo a Trieste Trasporti di spiegare dei mezzi per le linee 7 e 27 che passerebbero per quella zona, per il Porticciolo, per il Madracchio, dei mezzi piccoli. Ecco, sentirsi rispondere che questa è una cretinata perché Trieste Trasporti non dispone di mezzi piccoli, a me sembra allucinante, perché qualunque cittadino di Muggia o Trieste li vede passare i mezzi piccoli. Allora perché dobbiamo sentirci dire queste mezze verità? Ecco, potrei andare più pesante, ma non voglio, perché sono sotto gli occhi di tutti. A quel punto il traffico in direzione ovest verso Lazzaretto sarebbe fluido, il traffico in ingresso verso Muggia lo sarebbe altrettanto, senza più file lungo Lazzaretto. E l'opzione zero soprattutto cosa prevede? Siamo tutti favorevoli all'idea di chiudere il Mandracchio, ma è davvero necessario chiudere il Mandracchio 24 ore al giorno, 12 mesi all'anno? Assolutamente no, perché il traffico veicolare e i problemi di code si concentrano nei 3 mesi estivi, spesso nei weekend e durante determinate fasce orarie. Allora l'opzione zero diceva sperimentiamo, proviamo a chiudere peraltro scopriamo l'acqua calda, era una cosa che si faceva già da anni a Muggia, in determinate serate, magari nei weekend, chiudiamo la strada dalle 6 a mezzanotte, magari mettendo i famosi pilomat, cioè quelle colonnine automatiche che poi rientrano nel selciato stradale, come già sono implementate in tantissimi comuni, e vediamo come va. Facciamolo per un certo periodo, facciamolo per 6 mesi, facciamolo per un anno, verifichiamo dati alla mano quante sono le macchine, come il flusso del traffico, e poi decidiamo se vale la pena spendere per me sono i primi 18 milioni di euro per un raddoppio della galleria che per contropartita comporterebbe il fatto che Muggia venga tagliata in 2, perché da una parte avremo le case, dall'altra avremo la banca, le farmacie, supermercati, le scuole, gli asili, tutto il resto sta dall'altra parte, con 5 attraversamenti pedonali che se vengono mantenuti non porteranno a nessuna fluidificazione del traffico, perché ci sarà continuamente gente che attraversa la strada. Qualora invece, come è stato detto, si pensi di installare dei semafori per gli attraversamenti pedonali, questo farebbe sì che le persone aspettino un sacco di tempo in piedi accanto alla strada a respirarsi lo smog, piuttosto che gli automobilisti, quando il semaforo scattasse per i pedoni, rimarrebbero in attesa allo stesso modo. Quindi quest'idea dell'opzione zero non è una cosa campata in aria, anche perché le opere pubbliche a Muggia sono abbastanza silenti, tra virgolette. Ieri ho sentito il sindaco con la solita aria un po' pomposa dire che adesso rifaranno gli spogliatoi dello stadio, peccato che non ha detto che è un'opera che ha finanziato la giunta precedente e che loro hanno semplicemente portato avanti la fase di programmazione, quindi senza trovare i soldi. Il campo citato dal sindaco come ottimo a livello qualitativo è stato fatto nel precedente mandato.
facendo un investimento importante per dare alle nostre squadre locali un campo di prima qualità. Così è stato fatto. Il passo successivo era il rifacimento degli spogliatoi, quindi stanno semplicemente proseguendo il lavoro, dice. Quel che era già fatto, per cui ci sta, e nessuno toglie la corona al nostro sindaco. Ha vinto le elezioni, le ha vinte bene, è giusto che governi, però chiediamo almeno sia dato a Cesare quel che è di Cesare, cioè le cose si possono dire in maniera diversa. Ecco, lui le dice puntualmente, con un po' di malizia, ecco, e questo indispettisce, semplicemente perché insomma quella città ci vivo da sempre, so le cose che di buono sono state fatte, so anche le cose che si sarebbero volute fare ma sono mancati i soldi. Si tratta un po' semplicemente di avere un minimo di onestà intellettuale e dire le cose come stanno, e tante delle polemiche che poi vediamo anche in Consiglio Comunale probabilmente sarebbero evitate. Poi parliamo anche del Consiglio Comunale. Volevo tornare un attimo alla questione del trasporto. Prima si parlava appunto di autobus, passaggio attraverso la galleria, no? C'è anche questa idea di Trieste Trasporti che vuole estendere la linea del bus 20 attraverso insomma tutta Trieste fino a Barcola, in sostanza, no? Al lungomare di Barcola. Allora, è un'idea che in qualche modo potrebbe anche avere un suo fascino, però nel momento che in questo momento Barcola è ancora disastrata con lavori in corso ed altro, io credo che le priorità per la linea 20 sarebbero ben altre, e da anni che il Comune di Muggia e le amministrazioni precedenti chiedevano, hanno continuato a chiedere anche insistentemente a Trieste Trasporti, ad esempio, di potenziare la linea 20 Express, in modo da garantire un collegamento tra Muggia e Trieste che non debba durare 3/4 d'ora, 50 minuti, come avviene adesso, ma attraverso la 20 Express i tempi si dimezzano. In questo momento ci sono soltanto alcune toccate. Ecco, se io dovessi dare una priorità rispetto alla linea 20, direi aumentiamo il numero di corse 20 Express, magari negli orari più sensibili, che sono quelli dell'apertura e la chiusura delle scuole o la chiusura delle attività lavorative, insomma il tardo pomeriggio. Ecco, e quella è una priorità, che la 20 vada fino a Barcola. Sinceramente non so da che cilindro sia uscita come idea, nel senso, per amor del cielo, se avanzano... che magari allungando il percorso poi... Io spero che se anche allungano un percorso, allo stesso modo aumenteranno il numero di mezzi dispiegati in quella linea, però nonostante questo io credo che se avanzano chilometri per prolungare il percorso della 20, questi chilometri andrebbero implementati diversamente. Per esempio abbiamo dei problemi sulla strada per Lazzaretto, perché dopo una certa ora non finiscono le corse del trasporto pubblico, quindi anche ad esempio ad Acquario i collegamenti diventano un po' difficoltosi. Piuttosto, se avanzano chilometri, potenziamo le linee costiere muggesane nel periodo estivo, se non altro, perché poi è chiaro che in febbraio-marzo nessuno pretende di avere una frequenza importante, però d'estate credo che le priorità siano altre, ecco, e spero che il nostro sindaco e la giunta attuale si muovano in tal senso, perché queste sono le necessità che i muggesani manifestano da decenni, insomma, senza trovare mai soddisfazione, perché Trieste Trasporti, con la scusa che la 20 in realtà copre un percorso importante e molto frequentato dai cittadini anche triestini, si dice che le fermate vadano mantenute. Allora, niente in contrario rispetto a questo, però aumentare il numero di 20 Express potrebbe essere d'aiuto ma se non altro anche per diminuire il numero di automobili e l'utilizzo di automobili da parte della popolazione e aumentare insomma l'uso del mezzo pubblico. Insomma. Chiarissimo, allora ci sono già le prime domande riguardanti proprio Muggia, arriva la prima da Ernesto che dice: quando si ritorna da Lazzaretto verso Trieste con la bici, quindi parla di piste ciclabili, giunti presso l'arco del Mandracchio si crea un problema di circolazione tra persone e auto
e il passaggio diventa problematico. Bisognerebbe trovare una soluzione, dice. Un saluto da Ernesto. Ha presente insomma di che cosa sta parlando? No? Ho ben presente il problema, purtroppo io non credo ci siano soluzioni semplici, nel senso che l'arco che chiude il porticciolo ha quelle dimensioni, la strada ha quella dimensione, difficilmente si può pensare di abbattere l'arco per fare una pista ciclabile, si tratta per qualche metro di scendere dalla bicicletta e spingerla a piedi, oppure fa la scelta che fanno certi ciclisti, che è quella di percorrere la galleria. Io personalmente non opterei per questa scelta. Se posso, ci terrei a dire ancora una cosa sulla galleria che mi è venuta adesso in testa. Ecco, io vorrei davvero che la si facesse finita rispetto a questa idea che il nostro sindaco vuole far passare, che l'opposizione vuole lasciare le cose come stanno. Tutti ci rendiamo conto che quella galleria è pericolosa. È oggettivo il problema che c'è un rischio che col passare del tempo ci siano dei crolli all'interno, perché il manufatto è datato, perché ci sono infiltrazioni di acqua e altro. Però una cosa è dire sistemiamo la galleria, anche rifacciamo la galleria, però mantenendo questo flusso di traffico. Altra cosa è dire raddoppiamola, stravolgiamo completamente la viabilità mugesana per tutte le criticità che ho detto prima, che sono legate al fatto principalmente di tagliare la città in due. E attenzione, e ve lo dice uno che vive in centro storico e quindi sarebbe tra i primi beneficiari di un'eventuale chiusura. Quindi, però questo non toglie il fatto che, avendo avuto un ruolo di amministratore pubblico e vivendo la città, mi rendo conto che trasformare via Roma in una via ad alto scorrimento diventa un problema un po' per tutti. Allora, c'è un'altra domanda, questa è in realtà una precisazione da parte di Ciro che dice: buongiorno, volevo dire al suo ospite che ieri il sindaco Polidori ha detto grazie al fondo lasciato dalla gestione precedente. Grazie al fondo lasciato dalla gestione precedente. Allora, onore al merito, però allora direi al sindaco che ha dimenticato, perché la puntata ovviamente l'ho ascoltata anch'io quando mi avete invitato per l'eventuale replica. E ad esempio non ha detto che, sempre lasciato dal fondo della giunta precedente, c'è 1,5 milioni, un po' di meno, 1.300.000 euro per completare i lavori tra Porto San Rocco e Molotì, che quello sì, riferendomi alla domanda di prima, sarebbe un bel aiuto per sviluppare gli spostamenti ciclabili in sicurezza, soprattutto magari per persone che si muovono con i bambini, senza costringerli ad andare nella carreggiata stradale. Il problema è questo: i progetti e tante risorse c'erano già. Qua la giunta attuale ha deciso, anzi ha pianificato di concentrare tutte le risorse, e il sindaco ha detto sulla stampa di essere pronto anche ad accendere mutui per completare l'opera qualora i fondi non bastassero, per questo raddoppio della galleria. Ora voi capite bene che in una città dove ci sono frane, perché ci sono state, ahimè, con anche eventi luttuosi, abbiamo strade che cedono, abbiamo interventi continui della protezione civile regionale per tamponare lavori che il comune di Muggia non riesce a fare. Prendere tutti i soldi dell'avanzo del comune, tutte le risorse disponibili e concentrarle su un'opera che è molto divisiva, per cui io vi ho detto la mia visione, ma magari ci potrebbe essere qua seduto accanto a me qualcuno a decantare le ragioni per cui il raddoppio della galleria serve. Per cui su questo sospendo il giudizio, nel senso, io dico il mio pensiero e quali sono le mie perplessità e quelle della mia parte politica rispetto a quest'opera. Però, detto questo, io credo che vuotare le casse e addirittura indebitare l'ente quando sappiamo che, ahimè, potrebbe esserci necessità di fare lavori urgenti in un prossimo futuro, è un problema. Faccio un esempio, questo è rivolto ai mugesani che magari conoscono meglio i nomi delle vie. Con il raddoppio della galleria è previsto che lo spostamento
la viabilità per raggiungere il lato ovest di Muggia, quindi da Muggia Vecchia fino a Lazzaretto, tutta quella zona là, dovrà essere deviato su per via di Pianezzi, mentre il traffico di rientro scenderà per Pisciolon. Ora, via dei Pianezzi negli ultimi 4 anni è franata 2 volte. Ho fatto un'interrogazione all'ultimo consiglio comunale dicendo che ho sentito dire in giro, a Muggia la gente mormora, poi come anche in città, che sono previsti degli interventi di sistemazione a Pianezzi con anche degli espropri per poter allargare la strada. Ho detto, vabbè, nell'ottica della chiusura della galleria questo mi sembra in realtà un'ottima idea, perché quella strada assolutamente non è in grado allo stato attuale di digerire il traffico che si vorrà deviare per di là. E mi è stato risposto che no, che gli espropri effettivamente ci saranno, ma riguarderanno solo la parte alta, quella nell'incrocio con via Vivoda. Avrà espropriato una porzione di proprietà privata per consentire la curva e l'immettersi in poi Rio Storto e Pisciolon. Ecco, questo non mi rassicura in alcun modo, perché secondo me era prioritario rafforzare una strada che già cedeva, perché mettiamo che si raddoppi la galleria, mettiamo che per di là si devi il traffico, arriva una pioggia più importante, come è già accaduto, si chiude quella strada. A quel punto cosa succede? Muggia è bloccata. Intanto abbiamo visto anche qualche immagine, insomma, datata, ma per far capire là siamo. Non è cambiato, non è cambiato molto, di un vecchio servizio di Marco Stabile che abbiamo visto anche inquadrato appunto nelle immagini. Allora, una telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Esther. Esther, buongiorno. Buongiorno. Voglio salutare il suo ospite. Buongiorno. Buongiorno Esther. Dica pure. Allora le dico una cosa, visto che ha fatto tutta la mattina un pettegolezzo contro il sindaco, ci dica cosa volete fare voi. Cosa avete fatto in tanti anni che avete governato Muggia? Cosa siete riusciti a fare? Cosa dovevate fare e avete promesso e non avete fatto? Ecco, ci dica i vostri propositi di fare, i vostri... E noi sentiamo solo il sindaco ha detto così, il sindaco ha detto così. Ma mi sembra un pettegolezzo, tipo striscia capito, la notizia, se non è altro. Mi scusi, va bene. Chiaro Esther, chiaro il suo messaggio, insomma dice Esther, basta solo parlare. Allora, signora Esther, innanzitutto chi governa si assume oneri e onori rispetto al fatto di governare e si prende le responsabilità di quel che dice. Io oggi qua sono stato invitato a replicare alle affermazioni fatte da Polidori ieri. L'opposizione non controlla niente, solo vigila, la maggioranza dispone come spendere i soldi. Vuole che le faccia una lista delle... Io sono stato l'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco nel mandato precedente. Rapidamente facciamo una lista di quanto abbiamo fatto. E poi però vorrei fare anche una lista di quanto ha fatto Polidori, d'accordo? Così poi ci divertiamo un po'. E comunque Polidori non ha bisogno della cavalleria a difendersi, perché è in grado, ha un ego sufficientemente grande per difendersi da solo. Comunque, vediamole queste cose. Le frecciatine insomma non mancano, No. da una parte e dall'altra. Allora, dai. 6 milioni di euro per Acquario, Boa Beach, Acquario come lo volete, chiamare, no? Sì. Finanziato dalla Giunta Serracchiani e dall'assessore Sara Vito, è realizzato dalla Giunta Marzi, nel periodo della Giunta Marzi. E il raddoppio dell'allargamento della costa tra Punta Olmi e Molotì, lo stadio Zaccaria, rifacimento del manto stradale dello stadio. Nel precedente mandato è stata realizzata la nuova biblioteca, è stata rifatta tutta l'eliminazione a LED del centro cittadino. Abbiamo speso qualcosa come, penso, scusatemi sto facendo due conti a mente, 4
4 milioni di euro di asfaltature nei mandati precedenti. Muggia in questo momento è un colabrodo. Signora Ester, mi riferisco a quello che ho detto prima: se si accantonano tutti i soldi che si hanno per la galleria, poi non ci sono soldi per far nient'altro. Questo è il rischio che io denunciavo e questo è quel che sta avvenendo, perché non ci sono soldi per far nient'altro. Casa delle associazioni, progettazione e finanziamento fatto, e ancora non l'abbiamo vista. Perché? Perché nel momento in cui sono arrivate le elezioni, era appena finita la fase di progettazione, è passato il testimone, la giunta attuale non dà notizia. Abbiamo fatto il sistema porta a porta. Signora Ester, sa cosa fa il sistema porta a porta? Fa sì che una famiglia mugesana di 4 persone in un appartamento di 100 metri quadri paghi 100 euro all'anno in meno rispetto a una famiglia analoga a Trieste, semplicemente perché diminuendo la quantità di indifferenziato, questo comporta il fatto che se i materiali riciclati abbiano un ritorno economico, si paga di meno. Questa è stata una scelta difficilissima, perché ci siamo attirati all'epoca, insomma, no? Esatto, ci siamo attirati l'ira funesta di tantissimi nostri concittadini. È stata una partenza in salita, è stata una partenza difficile. Signora Ester, io non so se lei è di Muggia, perché non abbiamo avuto occasione di parlarne, però si ricorderà anche lei che in campagna elettorale chi adesso governa diceva: noi in 2 settimane sistemeremo tutto, questi sono incompetenti, non sono in grado di gestire la cosa. Bene, non sono passate 2 settimane, sono passati 3 anni. E cosa ha cambiato questa giunta rispetto alla raccolta dei rifiuti a Muggia? Niente. E allora 2 sono le opzioni, perché non ce ne sono altre: o quel che noi abbiamo fatto non andava così male, oppure loro non sono assolutamente in grado di cambiare le cose. E anzi all'ultimo consiglio comunale, mi scusi, perché a domanda diretta l'assessore Stefè ha detto no, non si può tornare indietro per un discorso economico e per un discorso che è la differenziata e la via giusta per andare avanti. E allora di cosa stiamo parlando? Insomma, signora Ester, per farla breve, mi scusi, e poi c'è il famoso 1,3 milioni a cui mi riferivo prima per il proseguimento dei lavori fra Porto San Rocco e Molotì, progettazione, l'ha detto ieri il sindaco, già è praticamente quasi esecutiva. Bene, perché non l'avete fatto voi? Perché questa è la domanda banale che uno potrebbe immediatamente fare. Sa perché? Perché essendo quella zona attaccata a Porto San Rocco, che prima era un cantiere navale, il cantiere navale di San Rocco, è stato necessario effettuare tutta una serie di perizie belliche e archeologiche. Tra l'altro è stato trovato anche un molo romano, ci sono i residui di un molo romano in zona, che hanno bloccato il cantiere, ma i soldi sono là e il progetto era pronto a partire. Quindi onestamente si sarebbe potuto e dovuto fare di più? Assolutamente, nessuno sta rivendicando. Quel che però risulta molesto è il fatto di sentire in continuazione un sindaco che si vanta del proprio operato, quando, se si va a vedere sul fisso, tra virgolette, stringi, quel che è stato fatto per ora è ben poco. Si sentono tante promesse, tanti articoli sul giornale. Insomma, questa è la risposta anche alle rimostranze della signora Ester. Ma che sono legittime, sentiamo la prossima telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Che linea con Silvia. Noi? Silvia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io dico questo: non sono un'elettrice del PD, lo premetto, perché io sono un'elettrice di chi fa bene. Basta andare a Muggia e si vede quello che ha fatto la sindaca precedente. Tutto quello che c'è di nuovo e di bello a Muggia è stato fatto dal sindaco precedente, dalla giunta precedente. E io credo che uno, anche se non vota il PD, ma quando vede queste cose deve dare atto che sono state fatte. Come si fa ad andare a Muggia, non vedere tutto quello che bello e nuovo è e non sapere, non essere informati che è stato fatto dalla giunta precedente? Capito, è una cosa Silvia. inaudita. Ci si dà contro, perché uno che critica queste cose va contro se stesso.
non apprezza le cose belle. Io, se fossi nella signora, parlerei piuttosto al suo sindaco, che lei probabilmente, non so se l'ha eletto o comunque è di quella parte, e pretenderei da lui cosa fa e cosa farà, cosa ha fatto. Perché quello sono capace anch'io di dire che farò la galleria Muggia, ma farò una casalinga e non la farò Chiarissimo, mai. Silvia, due telefonate insomma di segno nettamente opposto, come testimonianza insomma che diamo davvero spazio a tutte le voci. La signora Silvia dice un po' quello che stava spiegando il nostro ospite, no? Sì, io dico semplicemente che è giusto ed è sacrosanto che quando si governa si rivendichino i propri meriti e le cose fatte. Questo ci sta, è normale, la politica vive di consenso e poi ovviamente vengono presi impegni con i propri concittadini e si deve dar conto di quanto promesso. Ecco, quel che dico io, ringrazio per la signora Silvia di cui condivido il pensiero, ecco, ieri, però questo è un gioco che è un po' sterile, però vabbè, lasciatemelo dire, ieri Polidori ha detto il Caliterna stiamo spendendo 200.000 euro per quell'opera che doveva essere un punto di snodo. Sì, ma quell'opera è stata progettata male penso fosse Gasperini, non credo fosse di Piazza dei Poeti, quindi parliamo di 20 anni fa. Semplicemente perché immaginare che lì ci sia l'attracco del delfino verde è una follia se non si prevede un piccolo molo a protezione dell'area, perché quell'area è in piena battuta di Bora, cioè mai un delfino verde potrà attraccare là nel periodo invernale. Per cui ognuno si prenda le proprie responsabilità. Ha ragione Silvia nel dire che tanto di bello di quel che c'è a Muggia è stato fatto dalla giunta precedente, però io con la stessa onestà dico che ad esempio le pavimentazioni di Muggia le ha fatte la giunta di Piazza. Ognuno di noi che ha fatto parte del percorso amministrativo muggesano ha cercato di aggiungere un pezzetto. Qualcosa di meglio, quel che dico io e dopo mi taccio su questo è che la congiuntura astrale attuale ha fatto sì che questa giunta sia coperta di soldi che noi non abbiamo mai avuto. Perché quando io chiamavo l'assessore Riccardi per chiedergli di finanziare il capanno per il ricovero dei mezzi della protezione civile di cui avevamo appena fatto la nuova sede, l'assessore Riccardi neanche si degnava di rispondere, semplicemente cancellava gli appuntamenti man mano che arrivavano in agenda dicendo no, non posso venire. Quindi noi non abbiamo mai ricevuto niente dalla giunta Fedriga, ok? È arrivato Polidori, le stelle, i pianeti si sono allineati e sono stati coperti di soldi. Il problema è che questi soldi loro li stanno accumulando tutti per un'opera unica e qua sta la mia critica. A Muggia, visto che a Muggia ci vivo da quando sono nato, visto che la conosco molto bene, vista anche l'esperienza amministrativa, posso assicurare che 18 milioni di euro si potrebbero spendere in tanti altri modi, probabilmente più urgenti. In altro modo. Allora, dobbiamo forse fermarci per la pubblicità, so che c'è anche una telefonata in attesa, non so se facciamo in tempo a sentirla, ditemi pure dalla regia se invece devo andare rapidamente in pubblicità. No, allora sentiamo subito la telefonata, poi ci collegheremo anche con Gianluca Paladin che si trova, credo, al bagno del Kral per vedere come stanno andando i lavori di ripristino. Allora, pronto, buongiorno. C'è qualcuno in linea? Sì, buongiorno. No, io volevo riferirmi giustamente alla telefonata che è stata fatta prima, no? Sì. Nel senso, quello che vale per Muggia vale anche per Trieste. Sì. Trieste, se noi guardiamo da quando c'è di Piazza, 23 anni, alcune cose sono state fatte anche bene, per l'amor del cielo, non nessuno mette in dubbio. Ha avuto la fortuna di trovarsi tutte per fare le rive che le ha fatte sotto la giunta e sono state provate su quella giunta ILI, poi lui ha trasformato i lavori perché giustamente è andato là, però si è trovato il progetto, tutte le cose se le ha trovate dalla giunta ILI e tutto il merito se le porta a casa lui purtroppo. Però la gente queste cose qua non si ricorda, però la gente dovrebbe anche ricordarsi del 1998 il progetto Polis che era per il Porto Vecchio che veniva bloccato dall'Isul della destra,
che le generali hanno fatto a Mogliano Veneto un centro dove lavora 1600 persone, mentre qua Trieste è stato bloccato proprio del centrodestra. Non abbiamo soltanto quelle chiusure, abbiamo avuto la chiusura di Italcementi, abbiamo avuto la chiusura della Sarriera, abbiamo avuto ormai la chiusura praticamente della Varsila. La parte industriale Trieste non c'è più, i nostri giovani vanno via, 1500 giovani al giorno, l'anno, scusatemi, o diplomati o laureati. Il lavoro, il Beltrame ha chiuso, Godin ha chiuso, tutti i grandi esercizi commerciali hanno chiuso. Allora io dico, questa città vive soltanto sul turismo, ma il turismo non dà da mangiare un futuro, non dà il futuro ai giovani e alle persone, alla cittadinanza. Allora, quando le persone votano e vengono e fanno anche le telefonate che dicono quelli di sinistra sono così, io non sono di sinistra, io sono sempre stato uno di centro, però le persone dovrebbero vederci che i loro figli non hanno un futuro qui a Trieste. Capito, questa è l'analisi del telespettatore. Come si chiama? Che non ho capito. Io sono Dino e voglio fare una cosa. La sanità, che io purtroppo mi occupo delle persone anziane, è un dramma. La sanità non abbiamo più, adesso ci chiudono anche i distretti. Per andare a fare i prelievi bisogna aspettare, spostarsi a chilometri di distanza. Quando eravamo anche a Muggia era una cosa eccezionale. Ne parliamo dopo un po' di pubblicità, Dino. Grazie della telefonata. Ora dobbiamo proprio lasciare lo spazio agli spot. Ci vediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo sempre in compagnia del consigliere comunale di Muggia, Francesco Bussani, e ci colleghiamo subito, prima di passare alla telefonata, con il nostro Gianluca Paladin, che credo sia pronto a farci vedere anche proprio le ruspe in azione. Allora, buongiorno Gianluca, dove ti trovi esattamente? Ti vediamo insomma in una posizione particolare, sopra un mezzo da lavoro. Buongiorno. Sì, buongiorno Laura, siamo sul Bobcat qui al CRAL di Trieste, uno dei mezzi che servono per il ripristino ovviamente dell'area. La pulizia è quasi ultimata, la Ruspa sta lavorando anche questa mattina, perché poi dovranno partire i lavori veri e propri di ripristino di una situazione che ormai è diventata veramente assurda, tra furti, gente che si introduce a tutte le ore del giorno, della notte, e poi ovviamente i danneggiamenti che ben conosciamo. Andremo in una zona a favore di luce adesso, fra poco, magari ci spostiamo un po' più in là, anzi se Guido Indri giustamente mi indica, è più esperto di me. Siamo in compagnia di Lorenzo De Ferri. Lorenzo, ci spostiamo verso il mare? Sì, così vediamo la piattaforma che sta andando sempre più giù. Così vediamo la piattaforma che tra l'altro scende. Allora Lorenzo, lei presidente ovviamente del CRAL, e che da tanto tempo sta aspettando di capire un attimo la situazione, perché adesso i lavori di pulizia sono in fase quasi finale, ma poi cosa succederà? Noi non sappiamo ancora niente. Noi abbiamo avuto la riunione circa un mese e mezzo fa, dove eravamo con il segretario e i tecnici, ha parlato solo il segretario, ci ha detto che faranno qualcosa, ma non sappiamo cosa e quando. Di solito nel mese di maggio si iniziava già la prenotazione per gli abbonamenti e tutto quanto. Niente da fare, anche perché non sappiamo dove possiamo mettere la gente. Dicono che da campo giochi, che usufruiva soltanto i dipendenti, perché avevamo fatto una tessera per i dipendenti weekend, venerdì pomeriggio, sabato e domenica, e andavano sempre là con le prenotazioni di tutto. Non faranno il campo giochi. Dove metteremo la gente? Quanta gente potremo fare? Le gabine in su che sono tutte rotte, chi le metterà a posto? Non sappiamo niente. Ma quindi soprattutto riuscirete a ripartire quest'anno, quest'estate? No, difficile, molto difficile, anche perché non sappiamo quanto fare gli abbonamenti. I bagnini ci hanno mandato alla cooperativa Lase che usufruiscono, noi usufruiamo dei bagnini,
ci ha mandato dei costi in aumento rispetto all'altro anno. Di conseguenza 1 più 1 fa 2, ma noi in questo momento non sappiamo. Allora, facciamo vedere ancora una volta le immagini della Ruspa in azione, la ditta Trieste Porto Servizi che ci sta adoperando per la pulizia, lavori anche questa mattina. Lorenzo, è una situazione che condividete anche insieme al ferroviario, abbiamo parlato anche con Claudio Vianello. I colleghi sono uguali, come noi. Siete compagni in questa disgrazia, diciamo? Non lo so, l'amico Vianello diceva, guardavo ieri Tele4 proprio quell'intervista che ha fatto, che vorrebbe aprire in luglio. Io dubito per noi, lui non so, non metto la mano sul fuoco, ma basta guardare in giro, è difficile, molto difficile. Se non si muove il segretario non lo sentiamo. Professor Torbianelli, ci convochi. Ecco, a proposito di questo, le tempistiche sono importanti, perché lei ha appena detto, mi sa che quest'estate ormai non è... È difficile, c'è la gente ci telefona, si offrono volontari per portare via le masserizie, niente da fare, niente da fare. Noi abbiamo un silenzio totale da parte delle autorità portuali. Sappiamo che la PTS, che è una consociata, ha fatto i lavori, tutto quanto, ma del resto non lo sappiamo. Le cabine sopra bisogna rifarle, l'infermeria dopo il furto bisogna rifarla. Avete subito altri furti o altre spaccate? No, l'ultima era soltanto l'infermeria dove hanno portato via tutto. Hanno portato via anche le chiavi, poi hanno aperto il magazzino, portato via anche le boe. Avevate fatto anche denuncia, mi pare. Denuncia, e ringrazio i carabinieri del Porto Nuovo perché ci hanno dato una mano. Non ha notizia di chi siano queste persone? Si è capito chi è che si introduce la notte, allora, passando peraltro per quelle reti, anzi magari camminiamo un pochino verso... Hanno fatto la PTS, ha messo le reti nuove. Là. Sì, adesso andiamo a vedere, però più vicino al bar hanno già rotto per poter venire dentro. Non lo so se sono gli immigrati che devono venire a dormire o i soliti vandali, perché questi sono vandali. Allora, non sentiamo più la voce del tuo ospite Gianluca, ci deve essere qualche tipo di problema col microfono la carica di patatine fritte. Ciò significa che sono i nostri giovani, purtroppo. Ho capito. Purtroppo. E qui invece c'è la piattaforma che tra l'altro sta cedendo. Stiamo fermi qua così siamo vicini alla telecamera per il collegamento. Qui c'è la piattaforma che sta sempre più abbassandosi. Sempre di più. Là e anche il campo giochi si sta abbassando perché purtroppo sarà acqua sotto. Dentro nel mare ci sono sedie, perché poi dopo aver preso il sole si vede che vogliono raffreddare le sedie e le buttano a mare. Allora Lorenzo, facciamo così, se io dovessi farle fare un appello, una richiesta, prima l'ha anche detto, per quanto riguarda il dottor Torbianelli, convocateci, giusto? Fateci sapere. Esatto, questo, che ci convochi per sapere le modalità dei lavori e cosa faranno, perché qua sotto c'è da fare dovuto alla mareggiata, niente da dire. I furti, le cabine sopra che sono tutte rotte, non sappiamo niente, anche perché non abbiamo i soldi. Noi non siamo figli delle autorità portuali, non è come il ferroviario che è Roma e tutta una serie di cose. Noi siamo qui, piccoli, abbiamo 500 soci, pertanto non i 1.800 che ha detto Vianello, i suoi, noi abbiamo 500, anche perché il bagno è più piccolo. Però non sappiamo. Va bene Lorenzo, facciamo come mi piace dire ogni tanto un nodo al fazzoletto, lei ci chiamerà, ci farà sapere e noi siamo sul pezzo, noi torneremo qua se ci sarà bisogno, speriamo anche di no in realtà, ma magari sì per buone notizie, chissà. Una cosa che ci lascia anche perplessi, per esempio il bar, la mareggiata l'ha distrutto, il bar non si farà. Uno stabilimento balneare senza un luogo dove prendo un caffè, una Coca-Cola, qualcosa, non lo so, anche questo è
È brutto. No? Allora io ringrazio Lorenzo De Ferri, presidente del TRAL, speriamo di risentirci per notizie migliori. Sperando che sia il bar, che così beviamo qualcosa. Va bene, Ecco, Grazie a voi, Grazie. sempre grazie. Grazie Lorenzo De Ferri, grazie a te Laura, magari noi rimaniamo ancora un Certo. pochino qui e poi ci ricollegheremo da un'altra parte della città. Te la linea. Grazie Gianluca Paladini e anche a Lorenzo De Ferri per questa panoramica, insomma, sullo stato dei lavori, insomma, e anche questa richiesta, no? Questo appello a fare presto e a ripristinare anche il bar magari, no? Perché effettivamente, insomma, senza un locale lo stabilimento rimane un po' impoverito sicuramente. Allora, c'è la telefonata ancora in arrivo, in attesa da prima, la sentiamo subito, poi leggiamo anche una mail che riguarda Muggia, ce ne sono diverse, magari vediamo di fare in fretta. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Fulvio, buongiorno a lei. Buongiorno, ieri c'era il sindaco Polidori e purtroppo non sono riuscito a intervenire perché la linea era abbastanza occupata. E volevo leggere un pezzo del Piccolo di un articolo di Polidori quando era vice sindaco dell'altro giorno, 2021, dell'altro giorno. Sì. Ciò che voglio però sottolineare qui è che la cornice giuridica legislativa data dalla peculiarità dell'extradoganalità tuttora vigente in forza del Trattato di pace del 1947, quindi il territorio libero, non detto da me, ma dal sindaco di Muggia. perché qua si parla di economia, il territorio libero vuol dire un sviluppo economico per Trieste e di conseguenza per tutti i suoi cittadini, una cosa che la gente nemmeno immagina, l'unico porto franco internazionale al mondo, con delle peculiarità, con una posizione geografica per tutto il centro-est Europa e la gente dorme. Volete che vi legga un altro articolo di... non ce la facciamo Fulvio, comunque grazie della segnalazione, insomma erano parole del sindaco Polidori sul Piccolo. Fulvio telefona tutti i giorni appunto per propugnare l'idea, no, del territorio libero di Trieste. Sì. Io mi scuserò nuovamente con la signora Esther, però non posso fare a meno di dire che 2 consigli comunali fa è stato convocato un consiglio comunale proprio per parlare della Valle delle Noghere e del terminal Adriaport, d'accordo? Entrambi temi su cui il sindaco in pompa magna è andato sul giornale, è venuto qua a Tele 4 a dire cosa faranno, come cambierà quale sarà la Muggia del futuro grazie a questi interventi. Peccato poi che quando hanno fatto questo consiglio comunale in cui era previsto che i consiglieri facessero delle domande, a 15 domande su 18 la risposta dataci dal sindaco è stata: questa cosa non è competenza del comune di Muggia, dovete chiederla alle autorità portuali. Quindi due sono le cose: se non è competenza del comune di Muggia, allora che la smetta il sindaco di andare sulla stampa a far sembrare che sta facendo tutto lui. Nel caso invece in cui sia competenza del comune di Muggia, che risponda alle domande che i consiglieri comunali, e quando dico consiglieri comunali intendo cittadini che portano le loro istanze a noi, che poi a nostra volta le portiamo in consiglio comunale, ecco, che queste domande abbiano le dovute risposte. Io rispetto al terminal Adriaport dico solo questo e poi magari passiamo alle mail. Rispetto al terminal Adriaport la mia grossissima perplessità, al di là del fatto che sono passati anni e non abbiamo novità nell'immediato, ma è quella che per noi è un punto di non ritorno, cioè nel senso è una cosa che assolutamente deve essere fatta. Lo abbiamo chiesto personalmente anche al presidente D'Agostino quando lo abbiamo incontrato lo scorso anno, è quella che la viabilità di accesso dal e per il terminal ungherese nella zona dell'ex Aquila non deve assolutamente interessare Via Flavia, perché si parla di centinaia e centinaia di camion al giorno che si muovono su e giù,
non è pensabile che i mugesani debbano fare slalom in mezzo ai camion. Ecco, la questione viabilità traffico deve andare verso il canale navigabile, non deve assolutamente interessare Via Flavia e non deve passare per il borgo di Aquilinea. Queste sono le richieste che erano chiare fin dal primo giorno da parte del Partito Democratico di Muggia. Chiaro. Allora, chiedo, ci scrive Renata, come mai il parchetto chiamato della Ballerina, adiacente alla scuola De Amicis in via D'Annunzio, non ha manutenzione, recinzione in metallo rotta, fogliame secco non rimosso, 2 giochi tolti e non ripristinati, inoltre dopo una pioggia non c'è altro che fango, perché dove prima c'era l'erba calpestabile, ora c'è solo terra. Per fortuna le panchine resistono, scrive Renata. Ha presente la situazione di questo parco piccolo ma importante, no? L'ho ben presente, anche perché la cosa è già stata segnalata un anno fa al sindaco e alla giunta. Il parco, cioè parliamo di un giardinetto piccolo, però è un giardino che si trova esattamente tra l'asilo nido e la scuola elementare e gli asili che poi ci sono anche all'interno della scuola di Amicis, quindi è estremamente frequentato dai giovanissimi mugesani e il parco è effettivamente in uno stato il giardino, anzi non chiamiamolo parco, il giardino è in uno stato di abbandono, cioè c'è l'inferriata della recinzione che è oggettivamente a rischio di crollo, cioè si va là e si vede che è staccata dal muro, ma tutte queste cose qua sono già state segnalate, ripeto, un anno fa. La giunta ci disse che sarebbero intervenuti, ad oggi evidentemente non sono ancora intervenuti. Torneremo a far presente gli impegni che sono stati presi in tal senso, ma proprio perché è un'area molto frequentata e il rischio che qualcuno si faccia male, al di là che manchi l'erba, che è una cosa estetica, però c'è proprio il rischio che qualcuno si faccia male e sarebbe un peccato, perché c'erano tutte le premesse per poterlo sistemare prima. Non parliamo di soldoni, ecco, non è la galleria, parliamo di qualche intervento di qualche decina, migliaia di migliaia di euro. Trieste Trasporti, ci scrive ancora Roberta, ha negato la possibilità di mantenere il percorso della 20 come nel periodo di chiusura della galleria, questa di Piazza Foraggi immagino si tratti, agevolando di fatto i mugesani che devono raggiungere il Burlo e coloro che arrivano in stazione per turismo sanitario. Ora però vogliono creare un collegamento Barcola Muggia, mi chiedo se ascoltino le esigenze dei cittadini, ne parlavamo prima, no? Di questo collegamento. Questa è proprio una bella domanda, contestato. Perché mi viene da chiedermi chi è che in realtà pianifica questi percorsi, cioè si guarderanno le necessità della città. Muggia ha 2 autobus che la collegano al comune di Trieste, ok, la 49 poi va a Catinara, ma ce n'è uno in realtà che è la 20, che ha una frequenza giornaliera ogni 20 minuti, poi cambia in base ai momenti e all'utenza che è prevedibile utilizzi il mezzo pubblico, però sarà una richiesta legittima chiedere di potenziare piuttosto la 20 Express che non una 20 che vada fino a Barcola. Per l'amor del cielo, io capisco quanto segnalato dalla signora, era comodo effettivamente che la 20 potesse andare per San Giacomo, esatto, cioè in qualche modo collegandola, però è anche vero che una volta che si è scesi presso il cimitero, insomma, la 10 è un autobus altrettanto frequente, o la 1, insomma, certo. Ci sono modi poi per raggiungere San Giacomo. Per me la priorità, se io dovessi parlare, fossi al tavolo con Trieste Trasporti, sarebbe il potenziamento della 20 Express, perché di fatto, attenzione, perché sempre con Trieste Trasporti e la TPL regionale bisognerebbe parlare anche per il potenziamento del Delfino Verde. Il Delfino Verde è uno strumento utilizzatissimo sia dai mugesani che dai triestini, però con orari estremamente ridotti. Noi crediamo che anche quel tipo di trasporto andrebbe assolutamente aumentato, incentivato. Assolutamente sì. Chiarissimo. Allora, sentiamo l'ultima telefonata di questa prima parte. Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Bucarella mia cara. Buongiorno. Bucarella mia cara. Buongiorno. Ecco, Bucarella, buongiorno tutti e due. Bucarella mia cara, qua mi abito a Metastasio. Ecco, sono Luisa. Luisa. Sono Luisa, buongiorno. Ecco, Bucarella mia cara, qua c'è il Carissima funerale Luisa. dove che stavo lì. C'è un funerale che ha chiuso la COP. Siamo disperati. Ma come si può lasciare migliaia di persone, di famiglie senza un supermarket?
Mi so che ieri in perdita tutto e la gente andava, non andava. Hanno chiuso però non si fa queste cose. la COP Scemo di Campo disperati. Metastasio. Pensi che io andavo col carretto a casa. Adesso con che mia un'età bella alta. E fin quando guiderò? Non lo so. Veramente siamo disperati. Lei se la viene qua sotto, manca ancora il carro funebre. Veramente siamo tanti invalidi, mi ancora sono abbastanza bene, ma fin quando? Ci sono Come tante si può persone in lasciare? difficoltà, Non c'è è vero? niente torno, neanche prima c'era tanti supermarket, tutto chiuso, siamo disperati, mica penso, dico ma non posso dire che mio figlio lascia lavoro per farmi la spesa. Ecco, non che la facciamo stamattina dalla finestra che vedo la COP, piangevo, a 80 anni, piangevo neanche dopo la guerra, pianto. Veramente, devi aprire qualcosa, se no mi incateno, mi incateno là sotto, mi incateno, devi aprire qualcosa. È arrabbiatissima Luisa con questa chiusura che purtroppo... Bucarella, non potremo, mi triste, vedo tutti tristi. Ci dispiace Luisa e torneremo dalle parti di Campo Metastasio, ci siamo già stati quando si ventilava questa chiusura che poi effettivamente si è realizzata, come dice Luisa. Allora torneremo a sentire gli abitanti, perché là il supermercato è anche un luogo di incontro, un luogo di servizio, anche ha una funzione sociale, no? In qualche modo, quindi di servizio proprio per la popolazione locale, e quindi è necessario per tante persone che non hanno possibilità di muoversi in una zona che è abbastanza sguarnita effettivamente di queste realtà. Allora siamo arrivati alla fine, voleva dire qualcosa la signora Luisa? Non so, comunque le siamo vicini. No? Ovviamente massima solidarietà, anche perché soprattutto con l'avanzare dell'età il raggio in cui una persona si muove si restringe sempre di più, e come commentava già la dottoressa Bucarella, Laura, i supermercati hanno anche una funzione di ritrovo, magari si va a fare la spesa, poi si va a bere il caffè insieme, insomma è un pezzo che viene a mancare. Speriamo che, insomma, se il bacino d'utenza lo consente, qualche altra realtà imprenditoriale decida magari di raccogliere la sfida e riaprire. Non so, magari è possibile. Mai dire mai, infatti, esatto. Davvero. Allora, grazie a Francesco Bussani per essere stato con noi questa mattina e torni a trovarci presto. Grazie a voi, chiamatemi quando volete. Benissimo, per parlare di Muggia e non solo. Grazie mille e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Buona giornata a tutti. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, diamo subito il buongiorno al consigliere della quinta circoscrizione di Idea Giuliana, Giorgio Cecco. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora, quinta circoscrizione che ultimamente insomma è un po' nel mirino di tante situazioni anche non piacevoli. Certo. Adesso ne parliamo subito, in particolare in riferimento a Piazza Perugino, quello che stiamo documentando quasi quotidianamente con i nostri servizi, ma non solo, perché poi parleremo anche delle altre zone, no? Di quest'ampia e popolosa circoscrizione. Poi la più popolosa, sì. È vero, la più popolosa, perché poi comprende San Giacomo, insomma, quindi si va, diciamo, da via Rossetti in giù, prende tutto San Giacomo e arriva fino a Piazzale delle Puglie dall'altra parte, quindi è molto ampia, però diciamo dal punto di vista territoriale in realtà non è la più ampia, però dal punto di vista di popolazione è quella che ha più residenti. Sì. Benissimo, allora sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e Cecco, Nivea. Buongiorno Nivea. Buongiorno. Buona settimana a tutti che ieri non ho telefonato. Anche a lei Nivea. Aspettava il mio arrivo. Cecco, volevo dire, l'altra settimana sono passata per Campo San Giacomo, nel piazzale della chiesa. Ci sono quei giochi proprio per bambini piccoli di scuola materna. Sì, dietro la chiesa, sì. Quelli con le occhette ed altro, con le molle.
c'erano 3-4 ragazzini sui 8-9 anni che prendevano violentemente a calci quei giochi. Allora io dico, una volta mio marito mi raccontava che era bambino e giocava con la palla in via Chamican, non c'erano ancora quelle case enormi, no? Diciamo, e giocava, è passato un vigile urbano, quella volta non polizia locale, e le ha dato la multa, l'ha accompagnato a casa e mia suocera ha dovuto pagare la sanzione per questo. Allora, quella volta i bambini potevano essere, io abitavo con la nonna in via Fannetto, andavo fino all'Aldo Padova su da sola alle elementari, per cui non c'era tanto pericolo, non c'erano macchine, non c'erano niente, però ci sono delle regole, Cecco. Allora, inutile, ieri la Richetti la barcola dove? Un pino sotto i topolini che il giorno dopo viene vandalizzato sicuro, perché se da bambini 8-9 anni fanno questi lavori, e chi mi conosce sa che non sono rimasta zitta perché se la son presa bene, non so dove erano i genitori, perché o erano in bar che bevevano qualcosa oppure non so, li lasciano soli in strada. No, io dico, ci sono delle regole. Chi evade queste regole deve essere sanzionato. I genitori sono responsabili e sono responsabili chi accoglie i minori extracomunitari e nelle case, perché io quando facevo la scuola con Vitto in ospedale, ecco, anche se eravamo maggiorenni e quella volta si diventava 21 maggiorenni, non a 18, dovevamo essere dentro entro le 21 di sera, se no chiudevano le porte e il giorno dopo si prendevano, non è che c'erano veramente delle cose, eccolo, no? Allora io dico, perché non si sanzionano i responsabili, cioè i genitori e chi deve accudire a questi minori che ne combinano di tutti i colori, no? Ecco, anche la rima, per evitare certe cose, perché vediamo che veramente ci sono dei minori che fanno col coltelli, col spray, con tutte queste cose qua. Allora dovrebbero essere responsabilizzati, visto che non costano poco e sicuramente non se li tengono, non si tiene il denaro in tasca il governo o il municipio, no? Ecco. Chiarissimo, Nivea, grazie, buona giornata a lei. Questa è la segnalazione di Nivea, no? Condivido, ma è un discorso che noi abbiamo fatto più volte, fra l'altro eclatante è quando andiamo in Piazza Unità che ci sono questi bambini che si arrampicano sulla fontana, no? Più volte abbiamo segnalato personalmente, ma vedo anche altri consiglieri che hanno invitato i genitori a stare un attimo più attenti, però giustamente, come diceva la signora Nivea, è un discorso di educazione in generale, no? Quindi c'è una grossa responsabilità da questo punto di vista dei genitori. Poi è anche vero che adesso di recente è stato ripreso, io ho vari contatti con maestre e comunque con amici che hanno i bambini piccoli, sicuramente le nostre maestre sono brave anche per quanto riguarda il discorso di educazione ambientale, ma anche di educazione civica. Sicuramente c'è da riprendere questo discorso di educazione civica nelle scuole, in questo momento è stato in qualche modo ripreso, ma c'è ancora tanto lavoro da fare, proprio perché, come accennava, più forse alle famiglie, sì, no? comunque caso, la base parte dalle famiglie, poi anche la scuola deve assolutamente aiutare da questo punto di vista. Il fatto che poi ci siano tanti bambini stranieri, certo il problema, l'abbiamo più volte ripetuto, perché provengono magari da situazioni sia familiari che a livello culturale diverse, no? Quindi sicuramente da lavorare molto su questo, su educazione civica in generale. Allora, ci scrive Renata, perché mercoledì pomeriggio non c'è un negozio di alimentari, un panificio frutta e verdura aperto, trovo solo supermercati, dice un peccato la signora Renata, si riallaccia un po'. Sì, ma allora, questo magari faccio così una battuta, io nei miei ricordi di ragazzo, di bambino, era consuetudine che il mercoledì anche nei negozi di prossimità, quelli rionali, il mercoledì, soprattutto un pomeriggio, ma il mercoledì era comunque una giornata, come era anche il lunedì, mi ricordo, c'erano alcuni giorni in cui
c'era una pausa da questo punto di vista. Il problema vero in questo momento, secondo me, è di cercare di supportare e mantenere il più possibile il piccolo negozio abbiamo detto più volte, il piccolo negozio di quartiere di Lione, il negozio cosiddetto di prossimità, che oltre a dare la possibilità di avere appunto un'attività sotto casa ha anche una valenza sociale non indifferente, perché sicuramente al di là di un momento di socialità come può essere le ballatteria, no? Queste cose qua, c'è anche un discorso che molti anziani effettivamente hanno difficoltà a spostarsi un po' di più per raggiungere magari il supermercato che è un po' più lontano. Ecco, sicuramente lavorare per quello che riguarda il piccolo negozio, il piccolo commercio rionale, questo è secondo me un sostegno da dare assolutamente, si sta già lavorando in questo senso, ci sono anche diversi contributi a livello regionale, però c'è ancora molto da fare e non è facile, perché oggi come oggi la piccola attività ha molta difficoltà a reggere quello che è un sistema appunto della grande distribuzione, quindi di costi, ma anche una burocrazia troppo pressante. Credo che da questo punto di vista, qua ovviamente non entriamo in una logica locale, ma una logica nazionale, ci sia da dare un supporto, un aiuto, soprattutto per quanto riguarda lo snellimento delle pratiche, la burocrazia. È un supporto proprio valutando quello che è appunto la valenza sociale di queste piccole attività di commercio. Allora, carissima Laura, ci scrive Andrea, sabato 11 maggio, ore 17, mega ultimo appuntamento cittadino presso la mitica Luminosa, come da tradizione cittadina. L'iniziativa si svolgerà in sicurezza sul marciapiede, poi super foto ricordo per un affettuoso congedo dell'amata struttura. Questo è l'appuntamento. Una notizia così simpatica, sta nei nostri ricordi. Da ragazzi li trovavamo sempre a Luminosa, era un punto di riferimento, poi è chiaro che il mondo è cambiato, no? È vero, una volta ci sarà una nuova Luminosa. Non avevamo tutti questi contatti di messaggi sui telefonini, chiamate eccetera. Una volta si dava appuntamento in un luogo anche da ragazzi e si faceva così, ci si trovava comunque, anzi forse è un simbolo comunque che... È vero. Allora, dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo, andremo proprio a parlare della questione di Piazza Perugino, poi ci torneremo a collegare anche con il nostro Gianluca Paladini. A fra pochissimo. Bentornati in diretta in compagnia sempre di Giorgio Cecco, consigliere della quinta circoscrizione di Idea Giuliana. Allora, stavamo parlando prima della Luminosa, è arrivata anche immancabile la vignetta di Marco Englaro, la facciamo vedere, butterà Zola Luminosa, pien de vecetti persi che si cercherà per giorni. Beh, è spiritosa, non è carina. Salutiamo Marco Englaro, che fra l'altro conosce, no, personalmente. Allora, una telefonata la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono Luigi. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo fare una solita segnalazione. Dica. Io telefono da Officina. Esattamente da Obbedisco. Allora, ho già mandato 2 fotografie ieri, ma mi sembra che non siete riusciti a farmi vedere con un messaggio. Cioè, parlo del marciapiede antistante all'albergo o quella specie di albergo Obbedisco. Allora, lì abbiamo gli alberi che fra poco toccano il manto stradale. I tempi che c'è sopra, i piedi molto scendono. Capito. Quindi di fronte all'hotel Obelisco? Di fronte all'hotel c'è il marciapiede che fa la curva dell'Obelisco sulla strada per Officina. Ok. Allora, prima di arrivare a questo vecchio hotel, il rimasuglio di quello a destra c'è la stradina che porta su al campeggio. Chiaro. Allora, scendono questi turisti, non devono attraversare la strada. Allora c'è questo minimo che non scendere in strada. Al di là di questo devono piegare la schiena, perché gli alberi arrivano proprio ormai
invadono il marciapiede. Allora, usciamo da questa idea che Trieste è solo Piazza Unità, solo le rive e solo, insomma, dai. Anche queste altre zone più periferiche sono Trieste, chiaro. Allora è brutto far vedere il turismo anche perché ormai i camping sono pieni di turisti. I turisti, io che frequento quella zona, ma già in marzo è pieno di turisti, di camper che scendono. Ci sono i sentieri che non passano i camper perché, ma guardi, una cosa è inutile che il sindaco si faccia vedere sempre in Piazza Unità, non sarà colpa sua per l'amor di Dio, però guardiamo un po'. Però dice andiamo anche a vedere le zone più periferiche. Chiarissimo Luigi, purtroppo la comunicazione non è buonissima, no? Però abbiamo capito insomma il senso della segnalazione. No? Approfitto, sì, diciamo che sicuramente il discorso delle manutenzioni viene molto attenzionato anche da parte dei parlamentini rionali, delle circoscrizioni, anzi è l'argomento principale di solito, no? Anche perché le segnalazioni sono tantissime, il Comune ha messo tanti soldi a disposizione, non ce ne sono mai abbastanza perché c'è veramente sempre tanto da fare. Fra l'altro per questo, ma anche per tanti altri motivi, come avevamo già a suo tempo annunciato, ma adesso inizieremo proprio con questo sabato qua, come idea giuliana, noi iniziamo tutta una serie di incontri nei rioni, nei quartieri cittadini. Iniziamo sabato alle 11 da Largo Barriera, proprio per appunto iniziare quel rapporto che noi abbiamo già, per dire la verità, attraverso i nostri consiglieri circoscrizionali. Certo. Perché così approfitto per ricordare che hanno aderito alla nostra associazione ben 6 consiglieri, oltre al consigliere ovviamente regionale e consiglieri comunali, hanno aderito ben 6 consiglieri circoscrizionali, fra cui il sottoscritto, e quindi siamo già presenti su tutto il territorio, quindi ovviamente come giustamente osservava il telespettatore, anche appunto nelle periferie, nelle zone che non sono puramente centrali o comunque di centro o semicentro. Quindi vogliamo appunto iniziare questo giro dei rioni per avere un confronto diretto, per continuare, anzi il confronto diretto che noi già abbiamo con i cittadini, anche per farci conoscere come gruppo di lavoro, per sentire proposte, proporre anche noi stessi delle cose e poi valutare anche le criticità che ci sono nei vari rioni per proporre questo, poi portare all'attenzione dell'amministrazione comunale. Questo è sicuramente importante. Diciamo che abbiamo visto, l'abbiamo detto più volte, un po' la disaffezione da parte del cittadino verso anche la politica, proprio perché ma sempre meno gente a votare, proprio perché probabilmente non c'è anche questo rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino. Noi vogliamo un po' ripartire dal basso e fare un discorso di questo tipo, ma proprio di dialogo continuo. Ecco, sarà una cosa che porteremo avanti, ovviamente non per campagna elettorale, perché non ci sono elezioni, quindi il nostro intento, diversamente da come succede di solito, noi lo facciamo proprio per uno spirito di servizio e portare avanti verso la città e le sue diverse zone. No? Allora ci scrive da Muggia, ancora si riferisce all'ospite precedente, ma c'è un cittadino che dice: segnalo che la raccolta differenziata in questo momento non rispetta orari e tempi stabiliti, quindi ricordo che come cittadino pago la tari al comune, non alla società che raccoglie. Inoltre segnala un percorso di guerra sulla via Mazzarei segnalato da diverso tempo al comune, ma nessun intervento risolutivo. Mentre Nevio scrive: buongiorno, dopo 26 anni che l'ascensore della casa per anziani è rimasto fuori uso, ora sarà sostituito con uno nuovo, allora non serve lamentarsi, dice Nevio un po' ironicamente, insomma, per il tram di piscina e la piscina terapeutica non sono ancora passati 26 anni, insomma speriamo che ci voglia di meno, no? Allora, diciamo che viviamo, come dicevo prima, anche per il piccolo commercio, ma viviamo in un mondo che ha una burocrazia molto, molto pesante, soprattutto in Italia. Adesso non vogliamo entrare nel merito del singolo, però so che molte volte, anche quando ancora era assessore, so che il consigliere Grilli si era occupato di questa tematica. Non è facile, anche perché è un impianto molto, molto particolare quello di cui stiamo parlando. Poi diciamo adesso se si riesce a risolvere, magari speriamo bene, davvero che sia
la volta buona, no? Sì, la volta ci siano le risorse, noi avevamo anche appunto sempre col consigliere regionale edilizio a nostra disposizione se servivano delle risorse, ma sembra che il comune non ne abbia bisogno, quindi meglio così, insomma, ecco, sicuramente. Allora, buongiorno, si potrebbe sapere quante persone di quelle candidate per le europee parlano 2 o 3 lingue, se sono disposte a trasferirsi a Strasburgo o Bruxelles o dobbiamo sempre votare i soliti noti? Questo lamenta Alberto, invece si riferisce alle elezioni europee. Il sistema elettorale, vabbè, così, chiaramente questo vale anche a livello nazionale. È chiaro, quindi sicuramente ci sono questo l'ho anche detto altre volte, da riprendere in mano la legge elettorale, magari questo anche sì, nei limiti del possibile. Poi c'è anche una domanda per lei sull'ex Pavan, ma sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno. 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 Volevo solo chiedere una cosa. Dica pure. Come mai è stato tolto il cartellone vicino al cimitero, quella fermata del cimitero, che era tanto comoda, che segnava gli arrivi dei bus? Verrà rimesso o non verrà rimesso? Come mai che è stato tolto? Ho capito, non lo sappiamo, ci informiamo, lei lo sa? No, voglio sentire un attimo la Trieste dei Trasporti. Infatti, grazie comunque della segnalazione. Forse, perché credo che sia una cosa utile. Io immagino che verrà rimesso, però magari ci informiamo e glielo facciamo sapere, perché effettivamente ha ragione la signora, insomma è utile. Allora, gentilissimo consigliere Cecco, scrive Matteo, con la demolizione dell'ex Pavan il comune, con il consenso del centrodestra, privato bambini delle scuole di via Frausin di uno spazio importante come il giardino. I giardini sono meno importanti degli impianti sportivi? Chiede, quindi contrario, insomma, a questa realizzazione della nuova palestra, no? Al posto dell'ex Pavan. Ne abbiamo discusso più volte. Allora, l'ho già detto altre volte, questo non è un progetto che nasce ieri. È un progetto, per quanto mi ricordo io, almeno in piedi da una ventina d'anni, no? Quindi si sapeva qual era l'intenzione dell'amministrazione comunale, ovviamente era nel programma di fare questo investimento, ci sono i soldini per farlo, ma torno a ripetere, non è che noi in questo momento stiamo demolendo, come è stato demolito già, o comunque modifichiamo qualcosa per fare una speculazione edilizia. Facciamo una palestra che sarà comunque a servizio dei cittadini. Mi sembra che da questo punto di vista sia stato chiaro anche l'assessore Lodi, che ha detto più volte non sarà esclusiva di chi magari farà quel determinato sport, ma sarà aperta ad altri sport, sarà aperta alle scuole, quindi è comunque un servizio che viene fatto, insomma, ecco, sicuramente da questo punto di vista. Però non è che è una novità che ieri si sono decisi di fare, di togliere. Poi voglio dire, era un sito fortemente degradato, bisognava comunque prenderlo in mano, non è che abbiamo demolito un edificio che era nel massimo dello splendore e non aveva neanche questi vincoli ovviamente storici per qualche motivo, evidentemente. Chiaro, allora io non so come uno pensa dell'estetica, ma insomma non era un bel edificio neanche da vedere. Parlava della zona verde, no? Sì, allora io spazi verdi. Qua mi metto anche il cappello da ecologista, per me in linea di base qualsiasi albero viene abbattuto è una sconfitta, certo. Però a volte bisogna anche mettere sulla bilancia costi e benefici. Evidentemente in questo caso il Comune ha ritenuto che era più utile per la cittadinanza, per tutti, fare questo intervento, torno a ripetere, programmato da tanto tempo, con dei soldi ovviamente che arrivano dalla Comunità Europea. Diciamo che può piacere o non piacere, ma questo è quanto l'amministrazione comunale ha pensato di portare avanti. Dopodiché, allora, qua non è che, tante volte mi sembra che vinca chi grida più forte, no? Non funziona così. Io capisco, c'è la necessità e condivido molte attività che fanno i comitati rionali, però non è che rappresentano la maggior parte dei cittadini di Querione, sono dei comitati, quindi dobbiamo prendere anche questo, torno a ripetere, quindi bisogna vedere un attimino anche i costi e benefici di tutto quello che si fa.
Secondo me il Pavan può dare l'ex Pavan come palestra può dare un servizio importante ai cittadini. Ovviamente c'è un impatto ambientale che non lo possiamo negare, ma non è che prima là c'era un parco, non è che c'era un parco alberato, c'erano 4 alberi, voglio dire, quindi bisogna capire di cosa stiamo parlando. No? Allora, dobbiamo andare in pubblicità, l'ultima fascia di questa mattinata, a fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, sempre in compagnia del consigliere della 5ª circoscrizione, dove Giorgio Cecco si stanno moltiplicando, no? Purtroppo anche questi episodi legati alla sicurezza. Ultimamente stiamo facendo un po' il focus su Piazza Perugino perché succede un po' di tutto. Ieri c'era anche proprio l'azione della polizia locale, l'abbiamo vista in azione tra le siepi. Poi non so se possiamo anche riproporre magari le immagini di questo. Sì, io fra l'altro abito abbastanza vicino a Piazza Perugino, era un po' zona mia, ci passo spesso, fra l'altro visti questi episodi l'altro giorno mi sono anche soffermato un po' di più, effettivamente c'è un problema importante, fra l'altro io ho ovviamente anche tanti amici, cittadini che abitano proprio in zona e da molto tempo che lamentano al di là delle violenze anche un problema di degrado e di rumori molesti tutta la notte, quindi diventa veramente complicata la situazione. Ormai vede, ci sono queste immagini, ce le mandano addirittura alcuni residenti. Devo dire la verità, io da diverso tempo ho chiesto alla Presidente della 5ª circoscrizione, che prende ovviamente questa zona ma anche altre zone che sono attenzionate, per fare un'audizione con i referenti delle forze dell'ordine. Adesso sembra che effettivamente fra un paio di settimane abbiamo questa audizione. Quanto ho capito sarà presente anche l'assessore De Gavardo, con il quale abbiamo già, si è sempre resa disponibile, devo dire la verità, abbiamo già avuto alcuni appunto incontri, ma in questo caso sarà un incontro specifico su questo problema che vogliamo comunque affrontare a 360 gradi, più che altro per fare un punto della situazione, no? Con chi poi è sul territorio. Ecco, sicuramente, soprattutto negli ultimi periodi, c'è una presenza molto più importante da parte delle forze dell'ordine e in tutte queste zone, Piazza Perugino, però Largo Barriera, piuttosto che Piazza Garibaldi, eccetera. Però evidentemente non basta, nel senso che c'è la necessità di fare interventi di altro tipo. Allora è anche vero che spesso anche sentiamo appunto i referenti delle forze dell'ordine dire che non siamo in uno stato d'emergenza, probabilmente è così perché sono comunque dei referenti che arrivano anche da città dove la situazione è veramente diversa, è sicuramente peggiore di quella che viviamo noi. Il fatto è che noi non siamo abituati, assolutamente abituati, e quello che voglio dire, lo dico anche in maniera abbastanza così forte, è che non vogliamo abituarci. Assolutamente non vogliamo abituarci a questo, per questo dico è importante l'intervento delle forze dell'ordine e anche però evidentemente in alcune zone avere almeno per dei periodi dei presidi fissi, perché parlavamo di Piazza Perugino, sicuramente la polizia è intervenuta, abbiamo visto dalle immagini, è intervenuta tempestivamente, però magari in certi momenti forse una presenza fissa, un presidio fisso in alcuni periodi credo che possa dare un senso di sicurezza diverso ai cittadini. È anche vero, l'ho detto prima, che non vogliamo abituarci a questo, allora bisogna cercare di prendere tutto a monte e quindi ragionare su degli interventi più complessi che vanno anche a prevenire questi fenomeni, no? E qua entriamo in un discorso anche sociale importante. È chiaro che negli ultimi anni la presenza di cittadini stranieri, anche di minori anche non accompagnati, crea dei problemi non di poco conto,
perché provengono da situazioni diciamo sociali, familiari diverse dalle nostre, ma anche da culture completamente diverse. Allora credo che ci sia la necessità di prendere la questione, quindi i tavoli che verranno fatti, che sono già in programma con tutti gli attori, quindi che va dalle forze dell'ordine all'amministrazione comunale piuttosto che ai servizi sociali, sono importanti proprio per avviare tutto un percorso di prevenzione che secondo me è fondamentale in questo momento, perché a volte addirittura siamo quasi in ritardo, ma d'altronde il cambiamento è stato comunque molto molto importante. E anche rapido, e sta comunque situazioni che si stanno accentuando veramente, soprattutto dico in alcune zone dove c'è una forte presenza di popolazione straniera, che non parlo ovviamente di tutta la parte che è ben integrata e che è cultura storica della nostra città, ma sono dei nuovi arrivi che creano sicuramente dei problemi e bisogna assolutamente attenzionare questo. È uscito di recente, ho visto sui media questa idea anche di questo rapporto di vicinato, sì, no? che viene commentato anche negativamente, ad esempio oggi sul giornale dal Partito Democratico, no? Vediamo se riesco devo dire la verità, l'articolo. questo magari mi colgo l'occasione perché non è uscito questo mio intervento da sua parte, ma è bene puntualizzare che non è questo non è un sistema che nasce ieri perché se l'è inventato qualcuno a San Vito. Certo. Faccio presente che per esempio era nel programma elettorale del centrodestra in quinta circoscrizione. Se si va a vedere che è pubblico, quindi si può entrare nel sito del comune e si vede, c'è effettivamente la voce specifica su questo. Perché? Perché crediamo che ci voglia un rapporto diretto fra il cittadino, l'amministrazione, le forze dell'ordine e anche una fiducia reciproca, ovviamente con tutte le cautele del caso, perché non è che possiamo andare a fare ronde, perché il problema grosso che io vedo in questo momento, per questo dico che è importante la presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio, perché non vorrei mai che ci fosse qualcuno che voglia fare giustizia da sé. Ecco, infatti, perché quello è un pericolo, problema no? che bisogna stare molto attenti. E faccio l'esempio di e quindi di qui anche la richiesta di una faccio l'esempio non tanto della grande criminalità, ma della microcriminalità, certo, degli atti di violenza, di bullismo e tutte queste cose che coinvolgono minori. Ecco, se io sono un ragazzino e subisco una violenza e denuncio questa violenza, viene individuato chi l'ha fatto e il giorno dopo me lo ritrovo di nuovo davanti come nulla fosse, mi viene a dire, no? Perdo la fiducia verso l'istituzione, allora a questo punto mi arrangio da solo. Chiarissimo. Allora bisogna stare molto attenti. Per questo dico, è importante il discorso preventivo, è anche vero che, io faccio un esempio secondo me molto, molto interessante anche dal punto di vista sociale. Io ho fatto impresa per tanti anni, per 30 anni ho avuto un'impresa di manutenzione fra l'altro e avevamo un accordo parlo di più di 20 anni fa, un accordo con il Tribunale dei Minori che in borsa lavoro ci davano dei ragazzi in condizioni di difficoltà. Allora, non erano sicuramente ragazzi che avevano commesso cose incredibili, però magari il piccolo furto o la baruffa allo stadio, quindi, però con situazioni familiari difficili. Noi li mettevamo a fare l'apprendista per un periodo, di solito io li davo in mano ai vecchi operai, quelli di una volta, no? Anche tosti, di quelli veramente che avevano la possibilità di insegnare veramente qualcosa. E quindi c'era insomma allora, però devo dire questo, dove volevo arrivare, che molti li abbiamo salvati dalla strada e dai problemi, ma non tutti. Ma non tutti. E quindi l'appello è anche questo, non possiamo, io sono
cattolico praticante, faccio parte anche di un ordine, ma insomma, però sono convinto che purtroppo non li salveremo tutti e quindi chi effettivamente può creare danni seri ad altri deve essere in qualche modo preso e messo in condizioni di non nuocere, perché effettivamente questo è un problema. E questo è un po' il problema. Assolutamente. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Finalmente sono io. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo Gianni. Sì, sono Gianni, scusi. Buongiorno. Ma siccome il signor Cecchetto quando parla non finisce mai più e non che permette a lei neanche di leggere un mail, non può in un certo modo contare sempre di queste storie che sono importanti, ma questa si sveglia a Trieste e sveglia a Trieste per ciò che parli la gente. Se lei la viene qua... Ho visto che ci ha mandato una mail, Gianni. Sì, allora mi volevo proprio dire al signor Cecchetto che sono nella quinta circoscrizione e che domando a lei, come che devo domandare a tutti, che nel tratto che va da Costalunga a Via Gianelli, che è 200-220 metri, è completamente al buio. Al buio, sì. Una fontanella. Avevo detto a lei, no a lei, scusi, avevo detto a tutti quelli della circoscrizione. Da Costalunga, da via Costalunga... Non è la nostra circoscrizione. Ok. Non si può, la Vardi purtroppo lo doveva chiamare la Croce Rossa, è dura. Bisogna intervenire allora per illuminare, mettere magari anche una fontanella, va bene. Ma la Vardi che è 4-5 anni ormai che dico queste robe. E sono appunto di questa circoscrizione e dico la verità che il verde non manca. Ma è sicuro che sia la quinta proprio? No, Costalunga è settima. Ma la Vardi, mi stavo via fra Paolo Naldini 20, dunque Gereon della Maddalena. La Maddalena dipende dove. Sì. Dipende, perché i confini tra le circoscrizioni a volte magari possono essere... Sì, allora la parte alta di via Costalunga. La parte alta di via Costalunga? Sì, la parte alta. Perfetto. Sì. Ecco, questo volevo dirvi. Grazie Gianni della segnalazione, cerchiamo di riproporla perché è importante. La prenderò dopo, magari se mi dai l'appunto prendo nota per fare la segnalazione in circoscrizione. Di fare qualcosa di allora, queste allora devo dire la verità, queste segnalazioni sono molto utili, ne riceviamo tante. Che di solito vengono risolte in tempi abbastanza rapidi, forse non tutte, ma cose che riguardano appunto piccoli interventi di manutenzione, illuminazione, sono cose che si può fare. Questo Dice Gianni che però sta aspettando da 5 anni. Sì, quindi... ma strumento delle circoscrizioni è molto utile per questo, insomma, ecco. Questa è una osservazione che per esempio la sento oggi per la prima volta, quindi non Allora ci proviamo a smuovere un po' le acque. Allora, c'è il nostro Gianluca Paladin che ho visto in, credo, via dei Rettori, nella zona centrale della città, pronto per collegarsi con noi, credo per parlare anche dello stato di agitazione dei lavoratori della HERA a Cegas. Allora vediamo se mi sente Gianluca, se è pronto appunto per il collegamento. Gianluca, ci sei? Lo vedo parlare con un ospite, però non è ancora pronto, allora lo chiamiamo fra un po'. Volevo leggere ancora qualche segnalazione da parte dei nostri telespettatori. Stefano scrive: a quando la sistemazione definitiva di Largo Pestalozzi, e scrive ancora quale futuro invece per l'ex gasometro di Broletto, che però non ricade, credo. Sì, ricade. Ricade anche quello. Ricade qua, mi piacerebbe, ho fatto anche degli interventi su questo. Sì. Ecco, prego. Largo Pestalozzi, adesso magari ci informeremo un attimo per la situazione che abbiamo già segnalato, devo dire la verità. Per quanto riguarda l'ex gasometro, io già anni fa avevo fatto una proposta un po' provocatoria, devo dire la verità, ma non tanto, nel senso che io avevo avuto parecchie richieste da parte di alcune società che si occupano di arrampicata
e anche richieste dirette dagli utenti di questo sport, diciamo, e l'idea era quella di fare un centro d'arrampicata, visto che è molto alto, con ovviamente non solo per questo, con all'interno tutta una serie di servizi collegati, certo, no, per i giovani, insomma, quindi sfruttare no? questo involucro edilizio che l'ha abbandonato, e anche insomma è importante e anche ha una sua valenza storica non di poco conto. Avevo fatto questa proposta, poi ma c'erano tantissime altre nel corso degli anni. Sicuramente è un peccato lasciare un edificio come quello di quelle dimensioni così abbandonato, no? Allora, c'è innanzitutto un problema di risorse che però secondo me è superabile, e faccio l'esempio proprio nel periodo, e qua magari sarà stato un caso, proprio nel periodo in cui avevo fatto questa mia proposta, qualche mese dopo la Regione ha stanziato qualche milioncino per una palestra d'arrampicata a Udine, nell'ex caserma Osoppo. Quindi evidentemente c'è questo grande interesse, perché, torno a ripetere, i nostri ragazzi non hanno un impianto di quelle dimensioni. Qual è uno dei problemi che avevamo sollevato all'epoca? È che per fare tutti i corsi ai vari livelli c'è necessità di avere una struttura diversa da quelle esistenti. Allora adesso alcune strutture sono state rimodernate, aggiustate, quindi già è stato fatto un intervento con ovviamente l'intervento anche dell'amministrazione comunale, quindi benissimo. Adesso, al di là del discorso dell'arrampicata, che torno a ripetere, però sarebbe importante riprendere in mano questo e capire se si può ridare alla cittadinanza, soprattutto vedo soprattutto qualcosa di interesse per i giovani, per esempio. Perché, insomma, è un luogo c'è un molto problema sicuramente economico, l'abbiamo detto prima, anche perché tutta la parte di copertura è con, credo, cemento amianto, quindi c'è un intervento importante da fare, però è un peccato appunto lasciarlo in quelle condizioni. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere a che ora che farà stamattina, che sarà 2 ore di sciopero per gli autobus. Mi scusi, 2 ore di sciopero? No, ieri c'era lo sciopero degli autobus, che io sappia, Com'è? Ieri c'era lo sciopero degli autobus, non mi risulta che ci sia anche oggi. Era ieri per credo tutta la giornata, tra l'altro ha avuto anche una massiccia adesione, se non mi sbaglio, per cui il servizio è stato un po' a singhiozzo. Oggi non c'è, mentre 2 ore di sciopero lo farà il personale sanitario del centro di salute mentale di via Gambini, sempre quinta circoscrizione, se non mi sbaglio, nella giornata di giovedì, per chiedere l'attivazione del servizio sulle 24 ore alla SUGI, quindi questo sarà lo sciopero in realtà di 2 ore, però non c'entra nulla con gli autobus, era per chiarire. Poi non so se ci sia qualche altro sciopero in atto, casomai ci informiamo, smentitemi pure insomma, se non sono stata precisa. Allora, la sicurezza, allora no, c'è un'altra telefonata, credo, allora la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, no, è caduta. Allora, sulla sicurezza ci scrive il signor Stefano, sarebbe forse il caso di pensare a posizionare dissuasori di velocità in via San Marco, vista l'alta velocità che viene esercitata dalle macchine e dalle moto che quotidianamente vi transitano. Questo chiede. Sì, il problema dei dissuasori è un problema di regolamento stradale, quindi non si possono mettere dappertutto, chiaramente. Si possono fare altri interventi di segnalazione, come avevamo per esempio chiesto su Viale D'Annunzio, di mettere degli attraversamenti pedonali con ovviamente degli accorgimenti che si usano fare oggi, che comunque rallentano la corsa delle auto. Questo magari prendo nota e vedo un attimo cosa si può fare anche in via San Marco. Si può sicuramente fare anche dei segnali luminosi e altre cose di rallentamento che abbiamo già proposto in altre zone.
questo sicuramente. Si può. Allora, vorrei segnalare invece, Renata ci scrive, le difficoltà che si incontrano durante il tragitto negli autobus in città. Sarà colpa del cambio automatico, ma le soste a far salire ripartenze sono brusche. I rallentamenti in prossimità di incroci o semafori ti fanno oscillare come fuscelli al vento, dice. Se sei in piedi bisogna ancorarsi bene ai supporti e raggiungere l'uscita se il bus è in movimento poi è un'impresa, dice Renata, insomma, che ha qualche difficoltà, immaginiamo. Sì, bon, questo è magari sono segnalazioni agevole. che penso che ricevano spesso la Trieste Trasporti. Chiaramente noi siamo una città che i nostri cittadini utilizzano molto il mezzo pubblico, d'altronde è anche vero che abbiamo uno dei migliori, se non il migliore trasporto pubblico in Italia da questo punto di vista, sia per quanto riguarda il tipo di mezzi, anche per quanto riguarda l'inquinamento, qua mi rimetto il cappello da ecologista, ma effettivamente rispetto ad altre città funziona molto bene. C'è un problema che abbiamo più volte discusso, che è quello di reperire anche personale, perché non è facile trovare anche autisti, abbiamo più volte discusso anche col Presidente, perché c'è tutto appunto un percorso anche formativo da fare e anche perché ovviamente è un lavoro non facile, un lavoro difficile, impegnativo, stare tante ore su un bus, magari proprio nelle zone altamente trafficate, fra l'altro, quindi non è neanche un mestiere da tutti, tutto sommato. No? È vero, infatti. Questo è sicuramente, dopodiché possiamo entrare in tutti i sistemi che vogliamo, anche perché magari qualche incentivo in più anche economico per gli autisti non ci starebbe male. Non ci starebbe, quindi sono tanti fattori, fattori sicuramente. Sì. Allora, intanto il signor Luigi ci ha mandato anche la foto della segnalazione a cui si riferiva prima, nella zona dell'obelisco, possiamo farla vedere, gli alberi che ricadono quasi fino al marciapiedi. Ecco, qui ha reso ben chiara proprio con questa foto la situazione che segnalava, situazione anche forse magari di pericolo, andrebbero potati probabilmente. No? In questo caso però sono da fare ovviamente un taglio, una puttatura, vedere di chi è competenza anche per perché se è una proprietà privata diventa un po'... Infatti bisognerebbe prima cercare di obbligare il proprietario a fare la manutenzione, insomma. Che succede, devo dire la verità, abbastanza spesso questo problema, soprattutto se magari è un edificio abbandonato. Io mi ricordo, proprio per restare in quinta circoscrizione, che sicuramente ti ricorderai anche tu, Via dell'Agro, classico, che più volte siamo intervenuti, poi alla fine non si riusciva c'è un po' di difficoltà a trovare la proprietà, poi alla fine è stata trovata, è stato messo a posto, poi dopo un po' di tempo la situazione è ritornata come prima, quindi è chiaro che, però qua c'è stato un intervento importante del Comune che ha appunto diffidato ai proprietari da fare determinati interventi. Insomma. Allora, ci interviene sul dibattito di prima riguardo l'educazione civica il signor Enrico. Se è un problema di educazione civica, allora possiamo abolire i regolamenti e le norme e affidarci esclusivamente al buonsenso e tutti vivrebbero felici e contenti, dice Enrico. No, vabbè, insomma, assolutamente non ho detto questo, ovviamente sono importanti le regole, questo assolutamente, però insomma l'educazione sia familiare che formativa negli istituti scolastici comunque sono comunque importanti, danno un'impronta. Ecco, io mi ricordo una vecchia battuta, soprattutto nei primi anni, io mi ricordo una vecchia battuta che girava anche nei riguardi, visto per tornare nel mondo cattolico, dei gesuiti, era: dateci i bambini i primi 6 anni, dopo fate quello che volete. No? Per cui è abbastanza significativa, nel senso che ecco, l'educazione nella prima età è importantissima e uno poi se la porta avanti per tutta la vita. No? Allora, il nostro discorso di prima riguardo le candidature anche alle europee ha stimolato un'altra vignetta di Marco Englaro, vediamola. Mai li candida in Europa per mandarli via dall'Italia? Magari, dice il signore leggendo il giornale. Magari qualche volta è anche successo qualcosa del genere, no? Magari qualche partito a livello nazionale che vuole togliersi qualcuno dall'impaccio, insomma, in qualche modo invece succede è una cosa, no, innanzitutto io questo magari faccio una battuta, diciamo che il Parlamento europeo
è una cosa importante da tenere presente, perché ovviamente ci sono degli interventi che vengono fatti a livello comunitario che incidono molto anche nella vita dei cittadini. Quindi è importante mandare in Europa anche delle persone che sono capaci e conoscono, competenti e che conoscono le problematiche anche dei singoli territori, per cui ben venga anche la battuta che ha fatto il nostro Presidente, che dice cerchiamo di votare la gente del territorio. Ecco, io su questo sono pienamente d'accordo. Allora grazie a Giorgio Cecco per essere stato con noi, torni presto a trovarci. Grazie. E grazie a tutti voi che ci avete seguito e buona giornata a tutti voi.